Siamo in diretta da 18 secondi. Allora, dovremmo essere in diretta, stavo valutando, sì, ci siamo in diretta. Allora, benissimo, mi confermate che mi vedete in diretta su Facebook? Sì, ci siamo. Allora, benvenute e benvenuti, io mi chiamo Sabatina Napolitano, ringrazio l'intervento dei curatori e dei miei amici che adesso andrò a presentare. Allora, ringrazio Maria Pia De Martino, che è poeta, critica e presidente dell'associazione culturale Le Nuvole, che ha avuto vita dal 2000, e vicepresidente è Angelo Cocozza. Maria Pia è anche presidente invece del Premio Letterario Internazionale Le Nuvole Peter Russell, quindi è un premio dedicato alla figura del poeta e scrittore e traduttore Peter Russell. Ringrazio anche Angelo Cocozza, scrittore e presidente del premio Le Mille Anime di Pulcinella. Io sono onorata di questo intervento che hanno avuto questi due cari amici che mi conoscono veramente da circa 10 anni, se non più di 10 anni, e volevo scusarmi nel caso ci potessero essere delle difficoltà di trasmissione, ma abbiamo fatto delle prove e non ce ne dovrebbero essere, e spero vivamente quindi che porteremo a fine il dibattito che abbiamo pensato ma non abbiamo preparato, quindi ci abbandoneremo anche a un principio ispirativo. Sì, vero, buonasera a tutti e buonasera Sabatina. Buonasera, ciao Angelo. Sono contenta di essere qui con voi. Buonasera. E sono contenta soprattutto di parlare questa sera di origami. Sono davvero felice ed anche emozionata. Io che sono abituata a parlare in pubblico perché davvero è un evento straordinario. L'uscita, la pubblicazione di questo romanzo che poi vedremo, sul quale io ho scritto un lungo saggio e da cui stasera voglio estrapolare dei concetti per poterli condividere con voi. È una scrittura straordinaria e penso che Sabatina, prima che cominciamo a parlare con voi e a parlare del romanzo, possa esporre, sia la persona più indicata per raccontarci un po' cos'è Origami e soprattutto la trama, affinché insomma molto interessante, affinché gli ascoltatori possano anche poi diciamo approfondire i concetti che io andrò ad esporre. Sì, grazie Maria Pia di questa introduzione. Allora, il romanzo di cui parliamo è appunto questo e si intitola Origami, edito da un editore che è conosciuto, è un editore considerato abbastanza prestigioso nel campo letterario ed è appunto Campanotto. Allora, il romanzo è un romanzo breve, che però in questa versione, in questa faccia tipografica sembra molto più breve di quello che in realtà poteva essere con un altro tipo di stampa, ma ho deciso io insieme all'editore di pubblicarlo a questo modo, perché mi piaceva mettere la narrativa, le pagine in modo più disteso. Allora, in definitiva sì, è un romanzo breve che gira intorno a una città immaginaria che si chiama appunto Itaqüe. Ad Itaqüe la vita culturale viene prima come valore rispetto alla vita politica o la vita economica proprio delle relazioni
relazioni sociali. Allora, quindi la cultura vince soprattutto gli altri valori. Il valore culturale è quello che dà vita, che dà nobiltà alla città di Tacque. Appunto i cittadini sono tutti nobili, la maggior parte di loro sono nobili proprio perché è lo spirito culturale che li muove, che li gestisce. Quindi tra di loro non c'è una competizione ferrigna, non c'è un odio profondo, no, sono tutti cittadini che mediante la cultura si rispettano mediante anche gli ideali, quindi in sostanza potrebbe sembrare un romanzo utopico. Tuttavia, al di là dell'utopia che si verifica di Tacque, Olga è un personaggio attualissimo, perché Olga è una giovane donna che è rimasta orfana dei genitori molto presto e ha amato da subito l'ideale culturale, quindi anche lei è il simbolo di una donna che mette la cultura sopra tutte le cose, quindi lei metteva la cultura anche sopra l'amore, sopra le relazioni personali. Certo che la cultura però non le ha fatto commettere tanti errori, lei non ha fatto del male al prossimo, semmai ne faceva a se stessa. E questa donna è votata all'attività culturale e giornalistica del suo paese, appunto di Tacque, e coltiva un sogno fin da bambina. Il sogno era appunto quello di poter scrivere su dei fogli di origami tutto quello che sarebbe stato bello, meraviglioso per la città di Tacque, non solo per se stessa. E il nonno appunto le conferiva come un potere immaginario di lasciare questi origami alla corrente in modo tale che i sogni si sarebbero potuti verificare. In sostanza i sogni si sono verificati nel tempo, i sogni di Olga, perché Olga è diventata una giornalista di successo, quindi non sono una bibliotecaria, e ha sposato un facoltoso editore, anche giornalista, Gustavo, e la loro vita in un certo qual modo cambia la vita di tutti, perché appunto a Italia quella cultura ha molto senso. Oggi ad esempio vediamo gli influencer che sono dei bimbi minchia, assolutamente dei bimbi minchia inutili, perdonate l'espressione un po' arrabbiata, ma vengo anche da la quarta dose di vaccino di ieri, quindi sono un po' accelerata. Quindi a differenza di questo tipo di società che noi oggi vediamo dal punto di vista contemporaneo, la società di Tacque era una società in cui il modello culturale era un modello che influenzava molto. Influenzava, però non ne attirava le caratteristiche per sfruttarlo in un certo qual modo. I due, Gustavo e Olga, non venivano sfruttati, ma erano delle persone nel popolo, per il popolo, che quindi attraverso la cultura facevano un servizio continuo, perché Gustavo, ecco, si impegnava tutti i giorni affinché ad Origami, sì, che era il giornale della moglie, ma anche ad Itaque non mancasse mai l'informazione. Quindi nessuno subiva l'onda, insomma, della disinformazione o, come diremo oggi, delle fake news o di altro. Tutto gira intorno alla volontà che aveva proprio Gustavo di informare, di rendere tutti al pari, perché l'informazione era una cosa fondamentale, quindi non c'era tutto quel chiacchiericcio che deriva dalla falsa informazione oppure dall'informazione manipolata. Era un mondo dove valeva la pena vivere in tal senso. Quindi diciamo praticamente Olga è diciamo, è la protagonista del racconto, no? Però sì, c'è una miriade di personaggi che io ho trovato coprotagonisti assolutamente e insomma a cui vorrei che tu facessi qualche cenno. Per esempio l'oniricità, questa specie di surrealismo tra virgolette. Tu parli di realismo magico, no? In qualche altra intervista. Ma io ho trovato anche altre cose. Vuoi specificare un pochino prima che, insomma, dai ancora qualche traccia? Perché poi anche come storia, la storia è un excursus sulla vita di questa donna straordinaria, che anche come esito, il finale, ci si potrebbe aspettare qualcosa di
di epico, e in effetti possiamo parlare di epica dell'esistenza. Io questo ora lo dirò fra poco, no? In effetti io ognuno di loro li ho trovati assolutamente epici. Se tu vuoi dare qualche diciamo ancora qualche definizione dei personaggi, per esempio Emilio, per esempio Rossana, ecco, che Sì, allora, sono molto interessanti come diciamo come persone che circondano, ecco, questa la protagonista, i fondamentali nella sua vita, no? Almeno quanto Gustavo. Quindi sì, insomma, però dare qualche traccia, così magari io potrò anche più fare dei riferimenti più precisi a questo, diciamo, a questo entourage. bene, allora sì, Semplice ma complesso al tempo stesso, perché non è sì. stato molto facile. L'ho letto ben 4 volte il romanzo. Ti ringrazio Maria Pia della cura. Allora, sì, in definitiva il mondo di Itaque è un mondo assimilabile un po' dalla letteratura di Borges, quindi sì, ci sono dei rimandi onirici. Il fatto è questo, che ogni personaggio, come dice Peter Russell, ecco, Peter Russell si preoccupava di dare un'anima, di lasciare un'anima, e questa cosa è fondamentale perché al giorno d'oggi c'è un ricatto addirittura dell'anima e dell'identità pur di fare successo, e questa è un po' una situazione straordinaria, perché prima magari non c'era possibilità, tanti anni fa non c'era possibilità di emergere dal punto di vista dei media, quindi gli scrittori non erano conosciuti se non No, non c'erano i attraverso media, non c'erano i media. e quindi era difficile che questo potesse accadere, che una persona si immaginasse che attraverso incroci potesse rubare l'identità di un'altra. Questa è un'assurdità Certo. che accade oggi ed è fuori da ogni tipo di critica, perché la critica presuppone di collaborare e di fare delle architetture tassonomiche, non di rubare l'identità di un terzo. Questo furto, questo è un furto spirituale, ma deve andare in mano ad esorcisti, non in mano ai critici. Allora, quindi, siccome si verificano queste stranezze nel tempo contemporaneo, ad Itaque invece queste stranezze non si verificavano. Quindi Itaque in un certo qual modo è la mia anima. Quindi, come dice Peter Russell, lasciare un'anima. Io ho lasciato la mia anima in questo romanzo, sebbene fosse il primo romanzo, perché è vero, è un'opera d'esordio, però io prima di quest'opera io ho operato. Allora, certo, la critica, i giornalisti devono dire se ho operato bene o operato male, ma l'indifferenza è la cosa più assurda da questo punto di vista, essere indifferenti. Perché, ad esempio, io ho fatto in ogni modo possibile citazioni verso il premio Strega. Allora, nessuno mi è obbligato a candidarmi, però chiaramente se una comunità resta indifferente rispetto a un fenomeno, questo ti fa capire di quanto probabilmente l'umanità sta Forse veramente... c'è bisogno anche di una informazione maggiore, una questione di canali, per cui anche per questo, insomma, io ci ho tenuto Allora, io non tanto. faccio una critica verso il premio Strega in sé, no, io sono filo premio Strega e così come sono filo accademica, a differenza di Peter Russell che era molto spesso antiaccademico. Certo. Io sono filo accademica per un semplice pensiero, che io devo lavorare. Allora, al di là di quello che posso fare nella vita, tutti hanno anche la passione della scrittura e a nessuno deve essere tolto il diritto civile, perché è un diritto, di poter esprimere libera informazione. Quindi io cerco un giornale, così Olga probabilmente ha questo tipo della mia anima. Io cerco un modo come libero cittadino di esprimermi, perché non è più il caso di lasciare che io scriva in un blog. Se un premio ha la possibilità di darmi una visibilità e una persona ha il potere di farlo, credo che riguardi l'indifferenza dell'umanità non farlo, perché io sono una persona gentile che non ho mai fatto niente contro nessuno e sempre gentilmente non ho mai chiesto, non ho mai creduto che una cosa mi doveva essere data per vera o comunque regalata, mai. Non è nella tua natura. Mi sono sempre sudata tutto, no? però io, avendo una responsabilità, non posso più stare, perché siccome io credo di avere un'anima e avere un'identità, non posso più permettermi di restare umiliata. In qualsiasi casa, in qualsiasi parte del mondo, io non posso più permettermi di restare umiliata. Però ora, al di là di questo, Sabatina, che condivido punto per punto, voglio invitarti proprio per questo a calmarti a raccontarci qualcosa di Emilio e sono i personaggi chiave, secondo me, insieme ad Olga, e di Rossana, che sopravvivono ad Olga.
Anche dopo la sua morte. Sì, anche dopo la sua morte. Loro la guardano così come guardano anche Gustavo. Allora, sul letto di morte loro guardano anche Gustavo. Emilio trova gusto a guardare Gustavo morire. Ma chi è Emilio? Emilio è uno spirito, è una presenza che per tutto il romanzo non si capisce se è effettivamente reale nella scena o è una perturbazione dell'inconscio e della mente di Olga. Io l'ho immaginata un po' come un film, perché io l'ho vista come un film, è venuto a me come un film. Ecco, Peter Russell, lui ha visto Manuela per 9 notti di seguito, che gli ha raccontato l'amore. Io ho visto certo. Io ho visto questi personaggi, molti scrittori dicono che i personaggi vanno dall'autore, loro sono venuti da me. Certo. Sì, io ho visto queste scene dove appunto Emilio, l'amante di Olga, e Rossana, la migliore amica, collaboravano alle sue scelte. Perché ecco, Olga era talmente impressionata da quello che era accaduto nella vita, era impressionata da ogni cosa. Quindi lei tentava di emanare quello che veniva da sé in spiriti. Quindi questi spiriti la pervadono il suo immaginario, pervadono la sua fantasia. Sebbene, scusami, Olga sia una donna assolutamente inserita, anzi un'imprenditrice, dopo aver sposato Gustavo, condivide con Gustavo l'imprenditoria culturale e infatti lei diventa la direttrice, cioè diventa un po' il capo, infatti tu spesso la chiami il capo, no? Sì, il capo di questa attività culturale che vive e che è così fiorente in Itacue. Quindi, insomma, però voglio dire, una cosa che mi è piaciuta molto è che sebbene tu io ho capito dopo, ho dovuto rileggere per ben 2 volte il finale, perché mi sfuggiva esattamente quale fosse, in quel momento fosse morta Olga e se fosse morta. Vabbè, questo poi è qualcosa che mi servivano questi tuoi, diciamo, queste tue indicazioni per poter, diciamo, sai che ho scritto un lungo saggio su di te, no? Su origami. Ti ringrazio, ma possiamo leggerlo? Allora, io leggerlo è molto lungo, non possiamo. Estrapolerò questa sera, per questo l'ho appuntato, altrimenti Angelo non avrà spazio. Diciamo, ho appuntato delle cose, dei concetti che voglio porgere a te e a chi ci ascolta, in modo che poi Angelo possa intervenire con le domande. Ecco, sì, credo che stiamo facendo un bel regalo anche a chi ci ascolta. Anche perché sono assolutamente convinta che questo romanzo, Origami, sebbene io ti conosca da oltre 10 anni come poetessa, che ho conosciuto nell'ambito del mio premio, non sapevo neppure il tuo nome, e allora questa tua prima prova narrativa è una prova molto matura. Infatti io all'inizio avevo parlato di prosa poetica, ma poi tu in un certo senso mi correggesti, perché è una forma letteraria abbastanza innovativa e credo che tu abbia delle cose da dire, per cui, ma credo anche che debbano essere dette bene, abbastanza bene. Noi cerchiamo di farlo, però credo che debbano essere dette e debbano essere ascoltate bene. Per cui ora, dopo queste cose che tu hai, questa trama, insomma, così indicativa che tu hai raccontato, io vorrei dare qualche spunto, magari anche per una discussione, per chi ci ascolta, ma anche perché così credo che raccontato così, come hai raccontato tu, se l'avessi ascoltato io per la prima volta e non l'avessi letto, mi sarei incuriosita moltissimo, no? E in effetti poi, al di là di quello che hai detto tu, man mano che lo leggi lo scopri ogni volta diverso. Anche se dice sempre la stessa cosa, in effetti. Cioè, leggendo lo stesso romanzo, io per ben 4 volte ho avuto delle emozioni assolutamente diverse e da quelle emozioni, anche notturne, io ho potuto buttare giù quel saggio, ho potuto diciamo fare quel saggio che credo poi ti servirà insomma, e che credo ti faccia piacere, ma è anche un omaggio a Olga e a tutto il popolo di Itacue e alla stessa città di Itacue, che poi alla fine Itacue, cioè ogni autore è il personaggio di cui c'è un pezzettino dell'autore in ogni personaggio, credo, no? Quando si scrive, anche in una poesia, in ogni parola c'è un pezzettino di noi, ma
credo che in questo romanzo sia veramente una prova di maturità, perché veramente non sembra affatto un'opera prima, anche per la innovazione dello stile. Uno stile e contenuto che hanno lo stesso ritmo. Questa è una cosa straordinaria. Poi anche la tua profonda cultura, la sedimentazione, diciamo, quasi archetipica di degli studi approfonditi che hai fatto, sono decenni di studi, sebbene tu sia giovanissima. Infatti io lo accenno questo. Quindi se mi permetti ora, io vorrei raccontarvi queste cose, le mie emozioni e i miei pensieri circa dopo la quarta lettura del romanzo. Faccio un'introduzione che magari può sembrare, diciamo, un prodromo. In che senso? Nel senso che voglio collocarti. Tutto quello che che vado a dire è il motivo per cui secondo me la tua è una scrittura, è una buona scrittura. Ora mi spiego. Allora, Baudelaire la chiamava la tirannia della figura umana. E ai suoi tempi non era certo come oggi, no? Sto parafrasando un po' quello che hai appena detto. E certo non è come nel nostro contemporaneo. E che cos'era questa tirannia della figura umana? Quella specie di dissociazione a cui l'intellettuale, cioè lo scrittore, il poeta, il pittore, l'artista, insomma, deve soggiacere per dar vita alla creazione letteraria. Il sentirsi fuori e dentro al rimescolio sociale determinato dalla banalità del contemporaneo, del postmoderno. Potrebbe essere la molla segreta dell'ispirazione letteraria oggi? Questo lo diceva anche Raffaele La Capria. La nostalgia quasi alla Stendhal per quella grandezza napoleonica, le tante illusioni perdute che Balzac aveva visto dissolversi sotto i propri occhi e il grido di Flaubert, Madame Bovary c'est moi, era appunto, non nascono sempre però da quella dissociazione, se ci pensiamo un attimo. Cioè un atto di ribellione, no? Un atto di contrapposizione a quella specie di regola imperante a cui tu ti riferivi, no? Io credo di sì, credo proprio di sì. La funzione letteraria della mediocrità in tutte le sue metamorfosi attraverso il tempo, fino alla sua recente massificazione, meriterebbe di essere trattata un po' meglio, con metodo, dovrebbe essere oggetto di studio, uno studio sociologico. Decine di esempi nella letteratura più alta che conosciamo, per esempio, già nel Giardino dei ciliegi di Chekhov, la Andreevna, quando si dispera che al posto degli alberi dei ciliegi dovranno essere tagliati perché siano costruiti dei villini. No. Oppure, per esempio, Leopardi, che nelle operette morali con il Tristano, nel dialogo di Tristano, dichiara di rimpiangere la mediocrità di una volta divenuta rarissima, perché l'epoca di Leopardi, cioè voglio dire 200 anni fa, perché ormai era sostituita dalla nullità. Quindi figuriamoci cosa succede in questa nostra contemporaneità, quella che ti fa tanto soffrire, insomma, quella a cui facevi riferimento, che è caratterizzata dalla massificazione, parlavi dei media, dalla massificazione come essenza sottile delle cose, ma anche del tempo. Noi spesso dimentichiamo il tempo, ce lo dimentichiamo. E la letteratura, quindi, la letteratura che è il sensore della vita, che è la rosa dei venti, e l'immaginario proprio come un ambiente inquinato per eccesso di produzione, non c'è filtro che basti a depurarlo. E poi ancora, io credo che l'insoddisfazione provenga proprio da una disponibilità estrema di una cultura intesa come legittimazione culturale di tutto, in termini estetici, ideologici, filosofici e così via, e dalla sensazione che, come affermava Baudrillard, perché stranamente mi sono dovuta confrontare con delle idee che non conoscevo. Allora, tutto questo ne ho avuto, io leggo moltissimo, sai, no? Mi occupo di critica letteraria, eccetera. Però mi chiedono di presentare dei libri, ma non lo faccio spesso,
ma non per snobismo, perché non mi ispirano, non so che dire. Allora, il primo inciso, è un inciso, la prima cosa bella che mi è accaduta leggendo il tuo romanzo è che mi sono confrontata con idee, sono andata a cercare le idee dei grandi per vedere, per misurare il valore delle mie. Questa è una cosa meravigliosa e devo dirti che in questo senso mi hai aiutato a crescere. Ho aumentato il bacino di utenza delle idee. Questa è una cosa fondamentale, una cosa meravigliosa che una scrittura, un romanzo possa fare, no? Siamo tutti ridondanti. Cesare Garboli affermava che i rapporti tra reale e immaginario sono cambiati perché l'immaginario, trovando davanti a sé una realtà appiattita e copia di se stessa, tende a diventare irreale. Già Garboli lo diceva, no? Sto parlando della critica che conta, insomma, che contava, della storia della critica. Per questo molti giovani scrittori oggi ci parlano di una realtà lagnosa o di una realtà noiosa. E così come Garboli, Enzo Golino, così Ruggero Guarini, lo stesso Asor Rosa che affermava che era nata, Asor Rosa, quindi sto parlando insomma non proprio di oggi, no? Che era nata una nuova tecnica di produzione che consisteva nell'annullamento quasi totale dell'ispirazione artistica e nel dominio della programmazione di mercato. Cioè oggi tu devi scrivere ciò che ti viene detto, quindi l'editoria, lo scandalo dell'editoria, io lo chiamo lo scandalo dell'editoria che conosciamo benissimo. Ma esiste una cattiva letteratura, ma esiste anche una buona letteratura, ma anche una falsa buona letteratura. E la cattiva letteratura, dopo tutto, non fa questo gran danno perché è subito riconoscibile. Invece la falsa buona letteratura è subdola, è pericolosa, perché crea confusione di valori e di giudizi. Sono elementi a cui tu facevi riferimento nel tuo, tra virgolette, sfogo giustificatissimo di prima, perché io so, cioè mi rendo conto di ciò che ti fa soffrire, che fa soffrire un po' tutti quelli che amano fare le cose per bene. Un senso di... Io non mi illudo di saper fare le cose per bene, nemmeno ho l'arbitrio. Chi le vuole fare? Chi le vuole Sì, fare? io ho desiderio di fare le cose giuste. Appunto. Sì. Vabbè, la bellezza e la giustezza delle cose era la radice della giustizia a cui si riferiva Ezra Pound. Insomma, voglio dire, questo era il senso anche della, diciamo, della funzione poetica. La parola poetica, secondo Ezra Pound, era quella di estrarre la parola e di riportarla alla radice della sua giustizia, intesa come giustezza e bellezza, dunque verità. Ma e poi il problema del linguaggio, il linguaggio e la forma, chiusi oggi in una sorta di conformismo identificato con ciò che viene chiamato modernità. Si sente sempre dire no, è un romanzo moderno, siamo in un'epoca modernista e postmodernista, eccetera, eccetera. Ma questa modernità propone una realtà che non è altro che il linguaggio della realtà stessa, perciò oggi difficilmente riconosciamo un vero romanzo, una vera scrittura. Più che altro riconosciamo, ci imbattiamo in parabole, in allegorie, in mitografie, nei migliori dei casi che fanno il verso alla produzione ottocentesca, novecentesca, del post-novecento, cioè dell'inizio secolo, del secondo millennio. È una specie di manierismo, insomma, no? Quindi ci siamo abituati al manierismo, aiutati anche dai mass media, insomma un po' dalle fiction, eccetera, eccetera. Dalle sceneggiature, ecco, questo insomma, credo che io stia parlando di qualcosa in cui tu ti muovi abbastanza bene, non sono concetti nuovi, no? Per te. Questo è quello che viene prima. Allora, vi sembrerà appunto che, naturalmente nel saggio ho allungato moltissimo, quindi insomma voglio dire, ne avrai da leggere. Ma sembrerà che finora io non abbia ancora nominato Origami, il romanzo per cui ci incontriamo stasera. È il romanzo della Napolitano, appunto, e invece è proprio di questa opera che parlavo fino ad ora, ne ho parlato dall'inizio. È per antinomia,
in questo breve excursus, no, che vi ho appena proposto. Sabatina è una scrittrice esattamente di natura contraria al tipo di scrittore contemporaneo di cui ho appena parlato. Siamo esattamente agli antipodi, quindi per esclusione tutto quello che ho detto è esattamente diciamo l'opposto di quello del modo in cui tu senti la scrittura, in cui la proponi, in cui la pensi, in cui la vivi, in cui ne soffri. È davvero tanto, ancora di più, che Origami è la prova letteraria di esordio della Napolitano, che proviene da un mirabilissimo passato poetico che l'ha imposta negli ultimi 15 anni, quindi sin da giovanissima, essendo oggi ella poco più che trentenne, eri proprio una ragazzina, mi ricordo, e secondo me sei imposta all'attenzione della critica riconosciuta e anche di diversi premi letterari importanti a livello nazionale. Quindi io credo che la Napolitano sia scrittrice e romanziera. Mi spiego perché. I romanzieri sono quelli che si esprimono solo attraverso i fatti e i personaggi. Scrittori sono invece quelli che si inventano un linguaggio, una forma, uno stile particolare, e ognuno di questi aspetti della scrittura privilegiano per se stesso. Questo abbiamo già avuto nella prima metà del Novecento, abbiamo avuto un surplus di ottimi romanzieri, ma già dal secondo Novecento abbiamo avuto sono prevalsi gli scrittori rispetto ai romanzieri. Una letteratura che guarda al mondo, agli uomini, alla società. Subentrava a quella letteratura che guardava gli uomini, al mondo, alla società, subentrava una letteratura che guarda a se stessa e parla di se stessa. In virtù di questo e secondo queste impressioni ho letto Origami della Napolitano, l'ho letto e riletto ben 4 volte e sempre di più. La bellezza di questa scrittura si faceva prepotente. Da essa viene fuori quell'interno dissidio quasi schizofrenico, conflitto tra scrittore e romanziere, che ha avuto conseguenze chiaramente avvertibili nella nostra migliore narrativa. Per esempio, dietro ogni romanzo italiano si sente sempre lo scrittore incapace di dimenticarsi dei fatti e nei fatti e nei personaggi, è preoccupato invece di farci ascoltare la propria voce. Da qui e sono partita per un viaggio delle meraviglie nelle pieghe di una scrittura, quella della Napolitano, che contamina l'anima di chi legge con la stessa ineluttabilità di una malattia ereditaria, l'ho chiamata. Ti prego, controbattimi, perché interrompi. No, io sto prendendo appunti. Di una malattia ereditaria, cosa che ogni buon autore deve suscitare nel lettore, che causa inevitabilmente una patologia dalla complicata struttura retorica dentro cui precipita uno storico dolore tutto umano, in un modo così realisticamente onirico che non si allontana mai da quel realismo magico di cui parlavi tu, e che io ho definito mitico e decadente, psicoanalitico e sontuoso, sostenuto da una scrittura sospesa tra le ombre del proprio significato altro e che opera principalmente sul linguaggio e struttura formale, attraverso una sorta di furore semantico, secondo la più classica tradizione romanzesca, il che significa che la Napolitano riesce a creare e ad attingere a un mondo immaginario popolato da personaggi impegnati in avventure individuali, e in essi, nelle loro virtù e nei loro vizi, nelle loro azioni, nella loro sensibilità, si può ritrovare la coscienza della propria umanità e delle proprie origini. Questi personaggi sono nati dall'immaginazione e sono molto più reali di quelli esistenti, perché pur avendo precisi connotati del loro riconoscibilissimi, scusami, del loro essere mutevolmente uguali a se stessi. Ma per esempio Olga la protagonista, che è bellissima, tormentata, e così l'ambientazione, la biblioteca, al di là del risvolto psicoanalitico letterario che in sé può portare il concetto di biblioteca, no? Anche geograficamente come topos, ma anche come luogo geografico, fisico. E così Gustavo, Emilio, che amo molto, tra virgolette, io mi sono innamorata di Emilio, di Rossana, Edoardo,
è il figlio di Olga e di Gustavo, e poi quindi la vita, l'amore, il sesso, la morte, il successo, la città di Itaqua è una città assolutamente reale, ma calvinianamente invisibile nel rapporto con un tempo assoluto che si relativizza nel qui ed ora, nel momento in cui esso lentamente cerca una via per il proprio accadere e per il proprio scorrere, quindi anche un rapporto dialettico con il tempo. I personaggi e le ombre che popolano il tempo di Origami vivono quella che io ho definito l'epica dell'esistenza, in cui si estraneano da se stessi, dalle proprie azioni, secondo ancora quella tradizione romanzesca classica. Quei personaggi hanno il potere di continuare a vivere sempre nella nostra fantasia di lettori, non te ne liberi più. È trascorso parecchio tempo, oltre un mese, ho cominciato a leggere Origami e fanno parte della mia vita nell'ultimo mese. Cioè non li dimentico. L'ultima volta quando ho finito di leggere 2 giorni fa, mi ritorna in mente Emilio, cioè Emilio, Gustavo, Edoardo. È come se li avessi sempre conosciuti e che fanno parte di me, fanno parte non del mio immaginario, della mia vita. E quindi senza di loro, senza le ore trascorse, le mie ore anche trascorse in loro compagnia, mi sentirei certo più sola, privata di una parte essenziale di me. Ecco, volevo dire che nella nostra letteratura contemporanea non è affatto frequente vivere queste emozioni che i personaggi della Napolitano invece naturalmente evocano, e mi sovviene il tempo di Manon, di Moll Flanders, di Baby Sharps, il tempo di Tess di Uberville, di Natascia, di Acab, di Pinocchio, del signor Bloom e della sua Molly, universali portatori di destino in cui ognuno metaforicamente o anche no può intravedere qualcosa del proprio. Olga e gli altri, ognuno di loro, posseggono quel quid misterioso per cui la poesia si rapprende in una creatura certa e alata, capace di tornarci al cuore. E come naturalmente Sabatina Napolitano, come state capendo naturalmente, ha dovuto attingere a decenni di studi e passioni, sebbene, lo ripeto, sia giovanissima. Tra virgolette, un inciso mio, mi è venuto il pensiero spontaneo che tu sappia vivere più vite in un tempo doppio. So che dormi molto poco, quindi condividiamo anche questo. E tutti questi decenni di studio sono sedimentati come se fossero nella tua mente, come se ci fossero delle spesse coltri, spesse coperte di assimilazioni ostinate, caparbie, sedimentate, ostinazioni di saperi e letture. È come se io, leggendo te, leggessi, cioè mi hai evocato, non questi ricordi, mi hai evocato quelle emozioni. Ho nominato cioè grandi autori, insomma, no? Moll Flanders, eccetera. Le stesse emozioni che ho provato quando per la prima volta ho letto quei capolavori. Itaqua poi. Itaqua è la città immaginaria, ma reale, in cui si svolge la vicenda umana dei personaggi di Origami. Mi sovviene qui una città invisibile di Calvino, una città gotica e moderna però, di chiara architettura, una città donna. Per me Itaqua è donna, è questa bella donna borghese, con queste piazze, con questa piazza meravigliosa, con il parco, con il campo di calcio dei bambini orfani, eccetera, eccetera. È una città donna in cui si può ambientare una forma letteraria, tra il racconto breve, il poema in prosa, la storia metafisica, il capriccio, un po' come culminava il tutto. Ora cioè, vi racconto quello che ho provato, quindi magari è un fatto mio personale, ma comunque ci sono gli estremi per approfondire questo che sto dicendo. Tutto questo culminato in quei piccoli meravigliosi racconti di Kafka e nelle prose di Borges, una combinazione di letterature, una combinazione di concentrazione e leggerezza. E poi ancora quasi nulla detto in modo esplicito. Tu non dici mai nulla in modo esplicito, però dici tutto. E ogni segno, ogni tocco
che suscitano nella mente significati e allusioni, e ognuna di queste allusioni porta con sé un corteo di altri significati giù di lì. Quindi leggere il tuo romanzo è come aver letto 1000 romanzi. Ecco perché ti parlavo di quelle sedimentazioni, che non sono solo tue personali. Il lettore attento riesce a penetrare questa proposizione e questa tua intenzione, oppure questa tua natura, suppongo. Poi magari correggimi, appunta se mi sbaglio. Dunque, ancora leggerai poi molto meglio nel saggio, però insomma non voglio diciamo ammorbare soprattutto Angelo, che è rimasto inebetito, sapeva che tra me e te forse non avrebbe fatto le sue domande. No, ma vi libero subito. Quindi, qual è dunque l'ultima parola di questo universo polare della Napolitano, che racconta tanto e alla fine non dicendo nulla di più di quello che deve essere detto? Che ogni opposto si riflette nell'altro, e che noi dobbiamo vivere come se abitassimo in uno specchio. Sarebbe una verità troppo semplice e consolante, perché la Napolitano ci dà una risposta polare e contraddittoria. Ora esalta la virtù del riflesso, ora al contrario ci dimostra che non c'è nessun riflesso e le parole non hanno rapporto con ciò che pretendono di significare. La città di Itaqüe è una realtà polare ed è trascinata dallo spirito della molteplicità e del movimento. Itaqüe è una città infinita, è una città reale, sognata, possibile, impossibile, e cambia e si trasforma, e proprio così resta identica al proprio spirito, al proprio progetto, procedendo da una forma all'altra. E in questo movimento il tempo che tu non nomini mai, ma è una struttura portante del romanzo, il tempo, che tutto relativizza. Il tempo evolve i destini e la storia. Itaqüe è una città quindi realmente utopica, ma nell'universo l'utopia non si realizza mai. Non c'è dunque la città perfetta. Così la Napolitano sa che la sua è un'utopia che io chiamo minima. La tua grandezza è stata quella di indicare la minimalità, se mi puoi far passare questo termine, dell'utopia, che assolutamente la rende possibile. Sei stata brava in questo. Ma ella la salva alla fine. Tu la salvi perché sai che Itaqüe si muove verso il futuro con la sua biblioteca a 3 piani, le sue vetrine luminose e le sue strade borghesi e le sue fontane nelle piazze gremite di illusioni, col suo istituto per orfani e il campetto di calcio, dove si ritrovano le speranze dei bambini che hanno sofferto e gli aspiranti genitori che sperano di colmare le loro solitudini. La biblioteca di Itaqüe, in cui volge l'esistenza dei protagonisti di Origami, è la guardiana della memoria, la guardiana dei destini. Olga sa che le migliaia di libri custodiscono la memoria del mondo e di esso le cose supreme, finanche il firmamento, ma se i libri sono salvati dalla fuga del tempo, ella non conoscerà mai davvero i segni, le sillabe, le parole, i versi che custodiscono, i versi che i libri stessi custodiscono, e tuttavia ella non dispera. Olga non sarà mai disperata, anche se le parole umane potrebbero tradirla. Così le sue tarde immaginazioni, sappiamo cosa, solo chi ha letto il romanzo, ecco, può sapere l'importanza dell'aggettivo tarda immaginazione, di tardo, che tu sorridi perché sai a cosa mi riferisco. La tarda immaginazione, il momento in cui lei muore, c'è questo diciamo vissuto totale della sua vita, no? Che scorre in un attimo, non solo davanti agli occhi di Olga, ma forse prima di tutto davanti agli occhi del lettore, perché quello è il momento topico in cui il lettore capisce qual è stata, in che senso si è evoluta questa esperienza, che può essere la propria. È così, come ho detto, che non dispera. E inoltre, ancora il grande specchio.
lo specchio che tu, insomma, sai che è in questo bagno magnifico della biblioteca, in cui si osserva spesso ella stessa, nella grande stanza del bagno, gli incontri con Emilio e Rossana, che non sapremo mai se sono certamente immaginari, l'hai detto anche tu. Tutto lì diventa memoria del mondo ed è qui nella biblioteca che Olga trasforma l'intrigo delle idee che attraversano la sua solitudine, e questo intrigo lo fa vivere a lungo nella memoria privata e collettiva, disponendolo in un vocabolario definito e definitivo. Lascia Olga infine cadere parole sulla carta degli origami, perché quella carta vive più a lungo. Quelle parole restano nella soffitta della sua infanzia, quella dei nonni, dove si custodiranno per sempre gli origami che hanno ispirato la sua vita e il suo sogno, magicamente e dolorosamente realizzato. E qui mi sovviene Borges negli specchi vuoti della sua tenebrosa vecchiaia, che credo la Napolitano abbia a lungo frequentato e con lui patito. Nelle metamorfosi del tempo dove tutto dissolve, nella biblioteca dove il vecchio e silenzioso Borges può solo essere ora un guardiano dei libri, non certo più un lettore di libri, in un compito disperato, perché sappiamo ormai cieco. Credo dunque che Sabatina Napolitano abbia molto sofferto qui, in compagnia del Borges, in compagnia del dolore della sua solitudine. E in ultimo, ma solo perché disteso ad abbracciare l'intera opera, e ora per concludere viene il bello della tua vita, la frequentazione totalizzante con Nabokov, con Vladimir Nabokov. Così la Napolitano che sa che ha amato tanto Nabokov. Nabokov non rivela a nessuno nella sua poetica quali sono le verità della vita, non ha messaggi da riassumere in una frase, forse gioca con i personaggi molto spesso, e così la Napolitano che sa possedere la parola e ama assolutamente scrivere, dispone le parole sulla carta e nell'aria, corteggiandole, venendone corteggiata da esse. E tutto ciò con una gioia intensa, che il lettore non può fare a meno di partecipare, così può ingannarsi perfino la morte. Poi la commovente dolcezza che c'è nel romanzo, una sorta di tenerezza inviolata, quasi un meraviglioso candore, anche in un passato che diventa vivo e ardente. Olga non rimpiange mai il passato, ma ne vive l'intreccio, il passato che resta nei suoi occhi vivi e febbrili di vita sino alla morte, alla sua fine, anche nelle tenebre, sempre nel tempo, però, mai nell'eterno, fuori di noi, sempre in quella lucidità che tutto vede, persino l'ultima sfumatura di una farfalla. E le farfalle, le farfalle, la passione di Nabokov, la passione di Edoardo Miso, figlio di Olga e di Gustavo, persino immagine di copertina del romanzo della Napolitano. Ritorna così la miniatura della parola cesellata dell'autrice che diventa esorbitante, senza eccedere, come un funambolo rispetto al pericolo, come Nabokov. Allo stesso modo non troviamo mai un solo piano narrativo, ma diversi piani che si intersecano perfettamente, come in una illusione teatrale. Tutto accade nel contemporaneo, mentre il tempo trasforma necessariamente le cose. Ed è un tempo lento e veloce, narrato in terza persona, come la più grande, come la più classica, il più classico del romanzo ottocentesco. Mamma Origami è un romanzo moderno e classico, che l'autrice pensa con un'accortezza così naturalmente sottile da riservarci continuamente improvvise sorprese stilistiche, che possiamo nominare come accessi di vertiginosa follia. Fammelo passare, questo è mio. Quindi se non sei d'accordo io non lo toglierò mai. Mi sovviene così qualche pagina del Dono di Nabokov, più che della Lolita famosissima, che secondo me è l'opera più grande di Nabokov, il Dono. Infine l'amore che muove Dio ed ogni cosa. Olga in fondo è vissuta sempre d'amore, come tutti coloro che animano il romanzo. L'amore in un punto di morte negli occhi di Olga, come in Corrado Alvaro in Cristina Campo, il destino di separazione ineluttabile di Olga da Gustavo Miso come un Ingeborg Bachmann o Paul Celan, e l'amore folle, forse immaginato, di Olga per Emilio. L'amore come l'amore folle di Alda Merini per Giorgio Manganelli, un non incontro incrociato, quasi un incidente linguistico, soprattutto ed infine
l'amore per la madre, quella madre da Olga solo vagheggiata, in quanto persa tragicamente quando lei era piccolissima. L'amore per la madre, che non si distacca mai, neppure per un attimo, dall'amore per la vita. Ed è questo il senso, credo infine, di Origami. L'affermazione di un amore che è tale non in un finto senso, in un finto senso assoluto, ma solo se è legato agli affetti, alle persone vere, esistite. Tutto ciò che nasce in Origami non potrà morire in questo modo. È il senso della creazione senza tempo di Nabokov, appunto, che rende eterno solo ciò che almeno una volta è accaduto. Ebbene, Sabatina, eccellente la prova tua, che poco sì mi sentirei a ragione di collocarti nella migliore narrativa italiana. Complimenti. Grazie, grazie Maria Pia, grazie. Un'analisi veramente toccante e profonda, sia dei personaggi che del fine del romanzo, anche dal punto di vista esistenzialistico. Ti ringrazio veramente per la tua cura. Ma devi vedere il saggio poi sarà un piccolo libro, cioè ho potuto dare dei concetti, così credo che chi ci abbia ascoltato sia anche incuriosito. Sicuramente ora è un po' più chiaro, dopo che hai raccontato un po' di trama, spero che sia un po' più chiaro e più motivante, ecco, perché io consiglio di leggere il libro, perché veramente da un po' di anni, veramente sorprende che un'autrice che non sia conosciuta, diciamo, in modo plateale come te, possa aver prodotto un'opera simile e ci possa stare il silenzio. Complimenti, sei stata veramente brava. Grazie, grazie Maria Pia. Allora, io voglio dire per chi ci segue che io non ho chiesto questo a Maria Pia l'ha fatto perché veramente le è piaciuto il romanzo e perché Maria Pia veramente da tante persone viene contattata anche per il premio che gestisce, questo è reale. Quindi io apprezzo maggiormente quello che tu hai scritto perché la critica dominante è legata oggigiorno all'interesse, soprattutto all'interesse. Quindi, l'abbiamo detto all'inizio, no? Quindi fa parte, Adorno era uno tra i primi a cui parlava, a cui si riferiva quando parlava dell'industria culturale, ecco, della rivoluzione che veniva dall'industria culturale. Il punto è appunto questo, che Maria Pia lo fa realmente perché ha visto in me quella scintilla che ha ritrovato nei grandi. Ti ringrazio Maria Pia, e questo mi fa emozionale. E questo è quello che non mi fa dormire la notte. Non mi fa dormire la notte perché la scintilla dei grandi ad alcune anime, ad alcune persone fa andare avanti. Sento una eco, voi non la sentite? No. Forse comunque Sabatina, invece i due personaggi non mi hanno fatto dormire la notte. Quindi ti ringrazio, ti ho fatto compagnia, ma non mi hanno fatto dormire perché mi hanno inquietato per la bellezza. Tutto ciò che bellezza mi inquieta e quindi mi inquieta, mi rende, non so, non vedevo l'ora di leggere ancora e di leggere di nuovo, ma lo leggerò ancora il romanzo perché sicuramente questo è un punto. Verrà fuori ancora qualche altra idea, perché poi su Nabokov ho scritto tantissimo, quindi ho voluto dare solo qualche indicazione e sinceramente io tutte queste ti conoscevo, però devo dire sono rimasta veramente contenta perché tutto ciò che è bellezza mi rallegra e mi dà una speranza per continuare a vivere anche in tutta questa diciamo queste negatività che ci circondano, no? Che non parlo solo della pandemia, ma dei rapporti sociali, della massificazione delle cose, anche della commercializzazione anche degli affetti, insomma, quindi sei stata davvero brava, veramente consiglio a tutti di leggere questo romanzo. Grazie mille Maria Pia, grazie. Spero che la storia ti darà credito, spero che la storia ti darà ragione, perché ecco, un romanzo deve essere contestualizzato rispetto allo storicismo, si parla tanto di storicismo. Ecco, l'arbitrio della critica non è quello di sensibilizzare al giudizio soggettivo. Tu non hai sensibilizzato gli altri a un giudizio soggettivo, tu hai detto quello che è obiettivo. Allora, uno fa una guerra perché quando effettivamente, obiettivamente vede una qualità. L'arbitrio del giudizio soggettivo sì. È il male di quello che accade alla critica. Allora, si parla tanto di che cosa è sbagliato nella critica accademica, è questo. E contestualizzato nello storicismo storico, la critica nel momento in cui sensibilizza a un giudizio soggettivo, quello secondo me è un'assurdità.
è un'assurdità, perché tu non devi Sì. sensibilizzare a un giudizio soggettivo, tu effettivamente cerchi quanto più possibile di legarti alla storia della critica che è più vicina al romanzo come spirito, ma che effettivamente ne ripercorra le caratteristiche, ne ripercorra il timbro, la voce. Tu hai potuto... Aggiungo che per diciamo porsi come critico non c'è una laurea per definirsi critici, non c'è un percorso di studi perché diciamo ufficiale accademico, perché insomma un intellettuale sia anche un critico letterario, però c'è una condizione sine qua non, nonostante avesse chi può avere anche 12 titoli accademici, ma se non hai letto abbastanza per avere occhi sul mondo, soprattutto anche cose che non condividi, soprattutto io mi sono formata, sono cresciuta informandomi sulle cose che non condividevo, che per istinto non amavo. E ho potuto sui farmi delle idee. paradossi, perché Sui paradossi. il paradosso crea un movimento. Si parla tanto di questa spinta che muove gli scrittori. Il paradosso è un qualcosa che cambia il paradigma. Io in questo romanzo ho cercato veramente di dare quello che appartiene a me, ma mi rendo conto che quello che mi appartiene è fortemente classico, fa parte proprio veramente dei classici. Certo, io l'ho detto. Parliamoci chiaro, però è anche fortemente innovativo nel contempo, perché io ho cercato di sintetizzare l'esperienza dei classici, dando però quello che era dei primi anni del 2000. Quindi in questo storicismo ho caratterizzato un romanzo che fa parte della nostra storia. Attenzione, voglio sottolineare una cosa. Il fatto che io abbia, cioè che io abbia notato questa profonda cultura, questa sedimentazione culturale dei tuoi studi, no? Non significa che tu scrivi, cioè come Nabokov o come tu non hai imitato nessuno, è da questo magma, diciamo, di studi, di approfondimenti che nasce la tua personalità letteraria. Attenzione, questa è la caratteristica che ti contraddistingue, perché ci sono tanti scrittori che scrivono bene, ci sono tanti scrittori che vendono e che sono anche, a qualcuno ha partecipato anche al nostro concorso, ne abbiamo parlato, ma voglio dire, anche molto famoso, anche un autore che nel 2010 ha partecipato al nostro concorso, che ha vinto tantissimo che ha venduto tantissimo per la Feltrinelli, addirittura nel 2015 è stato per 7 settimane in classifica al primo posto nella narrativa. Però voglio dirti, ecco, quello che ho trovato in te è questo magma diciamo culturale, questi approfondimenti che sono di tutta la tua vita, di questa passione, ecco, una passione che è sedimentata e è venuta fuori una nuova personalità. Cioè il tuo quando tu parli, ecco, ora e chiudo, così Angelo e anche gli altri si riposano, anche tu. No, io e te staremo a parlare per tutta la vita, sì. Ecco, un assaggio della tua scrittura, posso darlo? Sarebbe bellissimo. Allora, ho scelto proprio quello che secondo me è un manifesto letterario, cioè della tua personalità letteraria, un manifesto della tua personalità letteraria. Fai dire, tu dici, a proposito di Edoardo, scrittore e entomologo, figlio dei Miso, dei protagonisti, scrivere chiedeva consapevolezza, controllo, distacco. Si scrive per una necessità interiore di autenticità. Si scrive per insegnarsi, per una voglia di assoluto. Egli non aveva modelli forti da vincere, non aveva autori paralleli con cui sentirsi in competizione. Scrivere era anche una relazione magica con le cose. Si cercava una metafisica, si scriveva per conservazione, per trovare discernimento e scolorimento. Il fatto era che Edoardo, dopo tutto, si presentava a tutti come un uomo narcisista e caldo.
Scriveva per accumulo di immagini, dopo la sedimentazione e gli anni, senza accorgersene, la scrittura insaporiva il ricordo delle emozioni legate ai luoghi. Lui si sentiva attratto dal valore spirituale delle cose e pensava che il concetto di forma fosse relativo, nonostante trovasse aggraziata una donna che potesse comunicargli una strategia per vivere meglio, per innamorarsi al modo poetico che hanno gli innamorati quando tentano di autoaffermarsi insieme. A volte un romanzo era il frutto di 1000 note scritte sul telefono, appuntate per una destinataria ipotetica, per un pubblico colto. Con un lavoro dalla mole enorme e dopo anni passati ad accumulare segni, si trovava con fogli pieni di narrazioni, promesse, pieni della sua anima, con le firme invisibili delle sue passioni inequivocabili e fantasie a cui non si poneva limiti, perversioni, identità fotografiche. Una letteratura scritta piena della logica, del godimento. Questo è Origami, per chi non l'abbia letto. Effettivamente questa è la mia voce. Grazie Maria Pia. Grazie a te. Sì, grazie mille. Angelo, Maria Pia mi ha detto che avevi delle domande. Sì, io innanzitutto vi ringrazio per avermi invitato a quella che doveva essere una conversazione a tre. Però io, visto che è un'ora che avete parlato due di voi, mi trovo parlato solo come io. se stessi seduto a un tavolo da poker, e spiego il perché. Per due motivi. Primo, perché ho contravvenuto a una mia idea, cioè mai sedersi a tavolo da poker con una donna, perché sicuramente ne esci perdente. E soprattutto perché leggendo Origami ho la sensazione come se avessi delle carte per individuare buone, per individuare, no? le potenzialità dei personaggi, per prevenire i loro comportamenti, le loro idee, e poi alla fine ti rendi conto che il tuo punto è molto più basso del tuo avversario, cioè ti sorprende il personaggio. Quindi adesso mi sembra di stare proprio a un tavolo da poker con voi, soprattutto con Maria Pia, contro Maria Pia, perché Maria Pia ha letto 4 volte il romanzo e io solo 3, ma semplicemente 3 volte perché la prima volta me l'hanno mandato in PDF, la seconda volta l'ho stampato, la terza volta volevo avere l'emozione di sfogliare il libro, solo per questo motivo, non perché ho la capacità che ha Maria Pia di sintesi e di analisi così spiccata, così professionale. Cioè, detto questo, quindi io consiglierei a chiunque di non, almeno nel caso se volesse insomma comparire, apparire, insomma prevalere tra virgolette, insomma, di evitare di fare conversazioni con due persone diciamo molto intelligenti, molto brave, molto acculturate come voi due. Detto questo, torniamo al romanzo. Io avevo alcune cose da chiederti. Innanzitutto, quando ho iniziato a leggere il romanzo, io ho letto che si svolgeva a Itaqüe, però io Itaqüe lo leggevo alla sudamericana, non a caso tu, insomma, Maria Pia ha citato Borges, quindi io lo leggevo come Itac. E Itac mi portava, diciamo per assonanza, a Itaca, giusto? La città che insomma è nota, letteralmente nota, per il punto di partenza e il punto di arrivo di tutti coloro che sono alla ricerca di sé, del sé. Allora io ti chiedevo, siccome i personaggi fanno lo stesso viaggio, però non si muovono da Itaqüe, che io preferisco dire Itac, cioè tu come potresti descrivere questo percorso, questo viaggio attraverso i luoghi di questa città, di questa cittadina immaginaria? Cioè, se dovessi consigliare, per esempio, a un lettore, un ipotetico lettore, di fare questo viaggio di ricerca,
quali luoghi tu consiglieresti di visitare? Allora sì, in effetti grazie per questa interpretazione. Sì, è calzante e anche ti sono grata anche per il fatto di aver citato in un certo qual modo Itaca. Sì, Itaque può essere letto come un luogo del ritorno. Si parla tanto, ecco, del motivo omerico dell'Ulisse, non solo perché Peter Russell ne ha dedicato varie liriche, era un motivo ricorrente anche nella poetica di Russell. Ecco perché? Perché spero che non si senta questa eco che non riesco a stabilire. Non sentiamo noi, Si sentirà dopo, perché io la sento dalle cuffie. Allora, sì, in effetti Itaque può essere un luogo del ritorno, un luogo in cui ritornare, perché in effetti i personaggi vanno anche fuori Itaque, perché comunque vanno in America, vanno ad Alicante, vanno in Francia, i luoghi veramente sono tanti e quindi le azioni si svolgono in diversi luoghi, ma Itaque può essere inteso come un luogo del ritorno. Chiaramente anche per Russell il motivo dantesco era un motivo fondamentale, proprio di riuscita non solo nel pensiero ma nella conoscenza. Ecco, noi tutti deriviamo dal motivo dantesco, dal viaggio, sì, in un certo modo escatologico, ma deriviamo da questo motivo del viaggio. Quindi seppure non vogliamo riprendere proprio la letteratura omerica, basta rifarci a Dante. Ed è in noi, ed è nel nostro DNA cercare il viaggio particolare, quel viaggio particolare che ti possa condurre a una struttura che non è effettivamente la struttura che rinchiude, che quindi che ingabbia, ma è una struttura che libera. In tal senso Itaque è una struttura che ha liberato le figure che comunque hanno vissuto questo romanzo. Itaque è il luogo in cui questi bambini trovano la libertà, in un certo qual modo, perché sono bimbi che vengono da delle dimensioni di gabbia, dove la città effettivamente è una città di guerra, è una città di terrorismo, quindi il fatto di Itaque è la comprensione della possibilità che si possa essere liberi e nessuno deve privare una persona, un'entità della propria libertà. Quindi Itaque è una città che sembra chiusa, in un modo o nell'altro confinata intorno alla fortezza della biblioteca, in realtà è una città di libertà. Non voglio citare ecco, le città invisibili di Calvino, ma quanto il fatto che appunto Itaque per me ha rappresentato questa insegna. Il fatto che i personaggi escono da Itaque ed entrano per caratterizzare il loro senso della libertà e i bambini orfani, vittime del terrorismo, entrano ad Itaque non per trovare solamente un rifugio, ma per trovare la libertà e ne escono, in particolare due bambini, ne escono migliorati e l'amore che loro hanno ricevuto all'interno di questa città diventa amore per l'umanità, diventa amore per il prossimo. E quindi in questa grammatica si può leggere la struttura del luogo di Itaque come appunto una città che ti fa raggiungere la libertà. Tutte le città dovrebbero essere così, tutte le città dovrebbero avere quell'aderenza verso i più deboli. Quindi questo potrebbe essere proprio una riflessione sociale, perché quella della città non è una riflessione urbanistica, ma è soprattutto una riflessione sociale. E quindi l'attenzione ai più deboli, così come oggi capita ai barboni, agli emarginati, ci deve essere presente. Quindi per esempio io trovo alquanto assurde le azioni per esempio di smantellamento di queste persone che vivono ai margini della società, quando dovrebbe essere più comprensivo per una società adottare delle strutture che diano a tutti la possibilità di vivere in modo dignitoso. Ecco, questa è una città nell'anima, è un luogo di libertà, ma è un luogo che ti dà possibilità di dignità. Nella città, nella propria città, ognuno sente di avere un'identità singolare e un'identità collettiva.
Chiaramente poi ci sono le città che per noi hanno quel tempo perduto. Il tempo perduto, anche se Nabokov non amava molto Proust, ma la città è un po' il tempo perduto di ognuno. Io per esempio sono stata fuori Napoli, ma chiaramente Napoli rappresenta la città del mio tempo perduto, del primo amore, di quando andavo a scuola, che io mi svegliavo alle 5:30 per andare a scuola ed essere là alle 7:30. Quindi sì, in effetti i risvolti di una città possono essere tanti. Quello di Itaque mi piaceva sottolinearlo, oltre al simbolismo letterario, quello della libertà. Questi bambini che vengono da situazioni veramente disastrate, perché sono vittime del terrorismo, trovano accoglienza in Itaque. Trovano accoglienza e tutta la città è vicina a questo tipo di coinvolgimento. Oggi spesso gli orfanotrofi non vengono visti come un luogo di apprendimento di una cultura. Quindi spesso negli anni ci sono state varie riforme, ma comunque gli orfanotrofi non hanno mai avuto una rilevanza. Invece lavorare anche in tal senso per la costruzione di un vivere civile più aperto alle possibilità dei diritti anche di questi bambini, dei ragazzini, è secondo me un esempio di libertà. Quindi, passando a un'altra domanda, cioè tu in alcune interviste hai detto che hai subito l'influenza di Nabokov e anche Maria Pia comunque l'ha confermato, giusto? Io volevo chiederti, tu hai anche dichiarato che questo è un romanzo aristocratico borghese, giusto? Sì. Però Nabokov sappiamo che ha avuto due periodi di scrittura, no? Il primo periodo della gioventù, dove in Russia praticamente si è soffermato ad analizzare la società dell'epoca, la società, mentre successivamente, quando è andato negli USA, in America, si è fossilizzato diciamo, analizzato l'interiorità individuale, no? Cioè dalla società, l'analisi della società è passato all'analisi dell'individuo. Ovviamente come sfondo c'ha quella cosiddetta ossessione sessuale che diciamo ha avuto da sfondo in parecchi dei suoi romanzi. Ecco, cioè volevo sapere tu che influenza hai avuto del primo periodo di Nabokov o il secondo, scrivendo questo romanzo? Allora sì, in effetti Nabokov, come tu hai citato, ha una prima fase di poeta. Lui scriveva chiaramente sotto pseudonimo, quindi non dichiarava nemmeno la sua personalità, e ha iniziato dalla poesia. Poi successivamente si è trasferito per insegnare, per lavorare, perché comunque lui il padre è stato assassinato, comunque ha avuto una vita abbastanza difficile, come tanti grandi, e tuttavia lui risulta un'eccezione nel panorama letterario perché appunto lui aveva già la caratteristica non solo del bilinguismo, lui parlava tante lingue in famiglia, quindi lui partiva già da un ambiente colto. Sviluppare questo ambiente colto ai tempi della guerra per lui è stato difficile, ecco appunto per la questione anche della sua famiglia. Tuttavia lui ha fatto della croce della sua famiglia la sua salvezza. È un'eccezione perché a differenza di tanti altri autori, lui non si estrapola dal contesto familiare. Lui fa una sublimazione del contesto familiare e sviscera dei temi. I temi particolari sono ad esempio il tema pedagogico. Allora io lo chiamo tema pedagogico perché lui trattando di questioni perverse come quella di un pedofilo fa della pedagogia
fa della pedagogia perché lui alla fine molti sono stati i saggi scritti sul senso morale di Nabokov. Ecco, però Nabokov ci teneva talmente al senso della famiglia, era talmente legato al senso della famiglia perché appunto lui aveva perso il padre ma era molto legato anche ai fratelli. La sua salvezza. Scusa. Oddio. È partito, quindi, no, aspetta, scusami. Lui ha cercato la destinazione della pedagogia perché lui... Scusami. Oddio, sentirmi... No, è partito il cellulare con la diretta, prego. No, e lui appunto, quindi in tutta la sua letteratura, lui si sente molto legato al tema pedagogico. Lui affronta sempre questi temi delicati, che hanno a che fare soprattutto con gli affetti familiari, con l'irismo, con la poeticità. Nabokov non abbandona mai il poetico in sé. Lui scrive sempre da poeta, anche nei maggiori romanzi lui scrive da poeta, quindi il suo stile è uno stile poetico, ma chiaramente Nabokov nasceva con un talento poetico che però si è esplicato nella narrativa, ma si tratta di un talento vero e proprio. Il suo talento è appunto... consiste nella sensualità dell'immagine, ma anche in questi rimandi spesso alla nostalgia, spesso all'intimo dell'umano. Al di là dei temi soliti che lui ha, per cui lui è effettivamente conosciuto, ma la sua gentilezza, la sua dolcezza, una delle peculiarità della sua narrativa era appunto al ritorno dell'intimo, al ritorno della pura essenza dell'uomo. Ecco perché appunto lui cercava nella lingua le sue radici, però lui poi ha scritto in inglese, non scriveva più in russo, quindi lui si è distaccato anche dalla letteratura russa per scrivere in inglese. E in effetti lui era un grande amante anche della letteratura, soprattutto di un certo tipo di innovazione della letteratura, perché ad esempio non amava per niente Dostoevskij, preferiva Joyce, quindi lui... Sì, preferiva questo aspetto. Quali dei due periodi preferisci? Non ti saprei dire perché io amo tutti e due. Io non credo esistano due periodi, ecco, io credo che il periodo poetico non sia altro che uno sviluppo di quello narrativo, perché lui per tutta la sua narrazione, per tutta la sua produzione, lui richiama a queste poesie. Addirittura nei romanzi... Più o meno hai fatto lo stesso percorso, cioè nel senso che praticamente sei partita dalla poesia e poi sei arrivata al romanzo. Allora, sì, però io non ho mai scritto un romanzo metaletterario, mentre Nabokov era abbastanza fissato su questo. Nabokov era meticoloso, prendeva dei pezzi delle sue poesie e dai pezzi delle sue poesie creava romanzi. Questo è molto particolare, bello, veramente un'esperienza secondo me totalizzante. E questo io non l'ho fatto purtroppo perché non ne avevo la maturità. Lui era arrivato a questo punto di maturità perché aveva già vinto i preconcetti della critica. Io non ho ancora vinto i preconcetti della critica, quindi non mi potevo fare un exploit del romanzo. Ma infatti, scusate, sia Il Dono che Lolita, che sono i due romanzi che conosco meglio, sono opere poetiche. Cioè io messe in narrativa, ma voglio dire, come hai detto tu, sono opere assolutamente poetiche. Ma cioè lui quando fa prosa comunque fa poesia, c'è una prosa che discende dalla poesia. Sì, la questione di Nabokov è che non esistono eroi. L'umano è costellato o da privazioni o da eccessi. La mente umana è costellata da quello che l'uomo dovrebbe fare, ma in realtà non fa. È sempre questo sentimento, è distante dalla vera e propria Sehnsucht, perché lui non prende poco dalla cultura tedesca, quanto più probabilmente da quella inglese, anche se lui ha vissuto anche in Germania. Però ecco, è proprio la sensazione che lui descrive di quello che l'uomo dovrebbe fare, ma alla fine non fa. Diversamente, per esempio, dal tema kafkiano, perché Kafka in un certo qual modo nella trasformazione lui adempie a un giudizio dell'umano, che l'uomo si può ritrasformare, che l'uomo può tentare una materia. Invece in Nabokov non è così. Un uomo è sempre in cerca di quello che dovrebbe essere.
E tutta la teoria del romanzo si sviluppa in questa essenza spirituale e Una narratologica. cosa volevo chiederti a proposito, ma secondo te, perché, no, una cosa che vorrei sapere, perché è conosciuto Nabokov per Lolita e non per il dono? Allora, perché si parla appunto di uno storicismo. Lui è conosciuto per Lolita perché in quel contesto storico è stato caratterizzato come un romanzo provocatorio, scandalistico. Lui l'ha pubblicato per una casa editrice all'inizio scandalistica, quindi lo scandalo portava pubblico. Soprattutto a quel tempo, se pensiamo che lui è uscito col dottor Zivago, in contemporanea c'era il dottor Zivago, Sì, di ecco, Pasternak. quindi lui soffriva molto la competizione degli altri scrittori. Però perché Lolita? Perché appunto veniva inteso come un qualcosa che aveva a che fare con la libidine. Prima di quel tempo i romanzi che parlavano delle vere e proprie perversioni, del lato libidinoso dell'uomo erano inaccessibili, in un certo qual modo, inaccessibili. Un romanzo scritto su un pedofilo era qualcosa che incuriosiva, ma soprattutto incuriosiva il giudizio che se ne poteva trarre, perché lui ha scritto Lolita senza darne un giudizio. Lui successivamente ha parlato del fatto che effettivamente il protagonista è una normale, l'ha detto nelle interviste, l'ha detto spesso ai giornalisti, ma lui nel romanzo resta distaccato, ironico e perverso lui stesso col personaggio. Lui non si dichiara a Ma sfavore. infatti Humbert è un personaggio di una levatura poetica incredibile. Ma Anche guarda nella a versione proposito cinematografica, di con personaggi, grande... a me non tanto piace la versione cinematografica perché non Jeremy Irons lo ha fatto in un modo perché lui hanno scelto l'attore è proprio quello indicato, ma comunque credo che quello che hai detto tu, insomma, è quello che oggi i giornali di gossip vendono. Vogliamo dire così? Rapportato ai media? sì, in effetti Le noi opere di gossip, cioè se fai un romanzetto scandalistico, no, naturalmente non è stato solo lo scandalo in sé, è stato anche e soprattutto lo stile e il modo, secondo me la chiave del successo è stata, per Lolita, è stato il modo in cui Nabokov ha affrontato il personaggio. La protezione che lui ha utilizzato, perché nel momento in cui si è protetto da questo malato, in un certo qual modo, si è protetto descrivendolo, questo era il grande romanzo che innovava le accademie, perché lui poi ha parlato di vari professori universitari nei suoi romanzi, anche se pensiamo a Penin. Ecco, la capacità che lui aveva di gestire questi temi che hanno a che fare veramente col lato più morboso degli esseri umani è solo di Nabokov. Al momento oggi non c'è nessuno che ha caratterizzato una narrativa così grande a livello mondiale. anche perché Nabokov, prima di lui non c'era nulla, non c'è stato no, nulla prima di lui. perché Nabokov c'erano state delle varie operette, però lui non è arrivato a Lolita senza sviluppare degli esperimenti precedentemente. Certo. Lui è arrivato a Lolita perché tutta la letteratura che l'aveva preceduta, tutti i racconti avevano di questi temi. Anche in Ada lui parla di queste ragazzine che si innamorano di amori perversi. Il fatto è appunto questo, che lui con questo tipo di sentimento che prova l'uomo con lo svisceramento delle passioni, lui ha la capacità di liberare quello che imbroglia l'uomo. Lui parlava sempre ecco, si parla di poker, ma lui era un grande giocatore perché lui giocava anche a scacchi. Un altro tema che lui amava era gli scacchi e lui ragionava con gli scacchi, ma lo diceva, lui ragionava come se stesse giocando a scacchi. E nel momento in cui tu fai un gioco in cui l'altro potrebbe imbrogliarti, lui così scriveva anche i romanzi. Allora la sua grande opera umanitaria era appunto quella di cercare di imbrogliare chi comunque prova di queste passioni, cercare di imbrogliarli per descriverli in modo tale da fare informazione. Questa è la grandezza di Nabokov. Riuscire comunque a liberare l'uomo da queste perversioni descrivendole. E questo è un atto grandissimo, perché appunto Certo. anche i più grandi, se prendiamo Kafka non è riuscito a fare un'operazione simile. Perché entrare all'interno dell'imbroglio dell'uomo
mischiarsi. Eravamo anche in un'epoca diversa, scusami Sabatina, dove sì. l'uomo con Kafka c'era una chiusura maggiore anche su certe tematiche, anche una difficoltà ad affrontare una diversità, no? Sì, io ho citato Kafka per parlare appunto del processo di sviluppo della mente, Ok, dell'uomo. Ecco sì, perché appunto i grandi, taluni, hanno questa capacità di gestire l'andamento di un percorso narrativo che non riguarda loro stessi. I grandi hanno fatto questo. Loro sono riusciti a gestire un panorama storico. Quindi Nabokov in tal senso ha creato una narrativa. Chi viene sì, dopo Nabokov può solo in un certo qual modo emularlo, perché simulato, lui ha avuto la pedanteria, in un certo qual modo, la costanza di decifrare sempre questo tipo di temi e decifrarlo bene. È come se io, per esempio, adesso che scrivo di alcune assurdità dei personaggi, lo ripercorro nelle varie opere, allora sì, io creo un canone. Nabokov sì. è stato capace di creare un canone come lo è stato anche Kafka. Un tempo E, storico assolutamente a braccetto con un tempo letterario. La sì, sua capacità è stata anche quella di individuare il tempo storico giusto, no? Perché magari sarebbe stato messo alla gogna se un paio di secoli prima avesse potuto, qualcuno avesse potuto pensare un qualcosa di simile, o no? I dettagli sul tempo io credo non derivino proprio da una mente umana. Se uno scrittore potrebbe aver avuto successo prima o dopo, questo non possiamo dirlo perché non si è Certo, verificato. Però è chiaro che Nabokov è stato un genio. un genio. Lui Vabbè, un era un creatore genio di un tipo di letteratura, certo. di un canone, Certo. del modo di descrivere lo sviluppo della mente umana, Certo. l'andamento della mente umana. Non Anche a di caso, decretare anche il sottile confine che esiste con la psicopatologia, eh? questo è Mm. chiaro, è chiaro, è evidente. Però ecco, lui il fatto che aveva questa schiva semplicità era particolare. Lui aveva questa semplicità schiva che è propria dei grandi. Lui prendeva questa distanza sottile rispetto anche quando parlava di altri autori, anche quando lo intervistavano. Ecco appunto perché faceva parte proprio della grandezza del suo pensiero. Sì, infatti sottile, lo stesso aggettivo che ho usato io su di lui e su di te, sottile. Ok, grazie. Angelo, Per siamo a quanto tre. riguarda i personaggi, tu sai che ogni scrittore o scrittrice ha un rapporto personale, no? Un rapporto diverso, una considerazione diversa per ciascuno dei suoi personaggi. Adesso, senza svelare nel dettaglio, per non diciamo, togliere al lettore il gusto di scoprirli, mi potresti dire un paio di personaggi dove tu, diciamo, sei entrata in relazione, in contatto più profondo, insomma, hai avuto un rapporto empatico più profondo e quindi è uno che si è rivelato più accessibile e uno meno accessibile dei personaggi di Origami. Allora sì, io non ne ho mai parlato bene, ma penso che questo sia la sede, perché ormai è il momento di parlare un po' del romanzo. Allora, nel romanzo io non ho purtroppo la grandezza di Nabokov, però ho parlato anche di personaggi depressi che avevano la depressione, ho parlato anche di sterilità di alcuni personaggi sterili, che si credevano sterili, così come ho parlato anche di una donna che aveva il tumore, di una Anche di donna che... suicidio hai parlato. E ho parlato anche di suicidio. Insomma, io i temi importanti mi sono sentita di affrontarli, perché io stessa ho vissuto un periodo di depressione, quindi ci ho messo quello che io ho passato nel personaggio. Il suicidio no, non l'ho mai tentato, però ho studiato che cosa si prova. Per quanto riguarda il tumore, la mia prima opera si chiamava appunto Metastasi d'autonomia, perché io credo oggi che dal punto di vista scientifico
per il tumore soprattutto in alcuni casi non ci siano effettivamente delle soluzioni, quindi il tumore è veramente ancora resta uno dei mali del secolo. Se pensiamo che sono morte persone di tumore che non potevano curarsi perché gli ospedali erano saturi di persone col Covid, per dire il livello di valore a cui è stato attribuito una malattia mortale, perché il tumore resta una malattia mortale. E effettivamente, se uno ci pensa, il tumore è una follia collettiva, è una paura collettiva, proprio come il Covid. Io sono ancora che mi sono fatta il vaccino, ma ancora avevo quella paura inconscia di andare a fare il vaccino, ma il tumore resta un qualcosa che spaventa in modo inesorabile. Quindi mi sono sentita di inserire questo tema, perché noi abbiamo la paura veramente radicata in noi stessi, che a qualsiasi male potrebbe addirittura essere un tumore, perché non ci sono cure, per dei tumori non ci sono cure e vediamo tante persone che muoiono col tumore. Quindi in effetti i personaggi che hanno sofferto di più per me sono stati più vicini a dei momenti sofferti della mia esistenza, veramente sofferti, anche se anche io con quella stiva semplicità li ho dati in un certo modo all'umanità e quindi li ho dovuti separare da me. Però quando ho descritto quelle pagine sono state la sintesi di tanti discorsi che ho scritto anche durante le notti su questi argomenti che fanno paura, perché io ho metabolizzato anche la paura di un tumore, perché tutti noi abbiamo sempre paura che qui qualcosa potrebbe essere il peggio, diciamoci la verità, perché ecco fa parte dell'umano. E anche ho parlato quindi anche della sterilità, perché anche questa è un'altra paura ed è addirittura un fenomeno per cui siamo totalmente disinformati ancora ad oggi, perché comunque sì, adesso si sta parlando per esempio delle malattie legate alla vulva per la donna, ma anche per l'uomo c'è ancora quella mancanza di informazione, di apertura sui problemi di natura sessuale. Questo è sbagliato. Una società che ancora ha di questo tipo di problemi dal punto di vista informativo è una società che comunque ancora è indietro rispetto a quello che dovrebbe essere una società utopica, più aperta a un certo tipo di discorso, anche dal punto di vista della salute. Ma quindi, i personaggi che hai amato di più, vogliamo il nome? È quello che hai amato di meno. Vi dico la verità, io non so in futuro come mi porrò rispetto a questo romanzo scrivendo il secondo e il terzo, però io dipende dagli stati d'animo. Quando mi sento magari triste mi rassomiglio a Jeremy, perché lui è proprio il personaggio disperato, quello più disperato. Quando mi sento più attivista, più femminista, sono come Regina. Chiaramente nessuno dei personaggi è tedioso. No, nessuno è veramente tedioso. Per esempio in Nabokov ci sono dei personaggi che finiscono per essere tediosi dopo un certo periodo. Sono un po' tediosi, però quel tedio è dovuto anche al fatto che lui scava nell'interiorità. Io non ho voluto dedicare molte pagine a tutti i personaggi perché si sarebbe perso proprio l'anima del romanzo breve. Però ogni personaggio porta una di quelle caratteristiche dell'uomo contemporaneo. Ecco che, ripeto, è proprio la paura del tumore, la paura di essere sterili, la paura della depressione, del suicidio. C'è un personaggio che ha il fratello che si è suicidato e quindi lui reagisce. Come reagire a un suicidio? Come farlo? Per esempio Nabokov irride al suicidio in sé perché lo fa chiaramente nei suoi romanzi. Io invece l'ho trattata dal punto di vista contemporaneo, del fatto che il suicidio è possibile, perché le persone, soprattutto oggi, dopo la crisi economica, i suicidi sono aumentati e non è uno scherzo. Bisognerebbe fare più informazione su questi temi, che fanno parte di una natura nobile dell'uomo, non meschina. Sono temi che per me hanno significato molto, hanno spezzato la mia sensibilità, per cui io ho detto di volerli inserire nel primo romanzo. Ho sentito di volerli inserire,
come anche il tema del terrorismo, perché c'è il tema del terrorismo, anche se velato. Così come c'è il tema, perché è chiaro, è statistico, le guerre ci sono. Il problema delle guerre sono i civili. Se le guerre venissero fatte tra i potenti, in una città a parte in cui la guerra la fa il potente, non ci sarebbero di questi problemi. Il problema delle guerre, e non voglio essere retorica, è il fatto che vengono coinvolti i civili. Delle guerre serie, non parliamo delle competizioni su base iniqua, romanzi scritti da terzi, no. Allora, nelle guerre serie, purtroppo quelle storiche, chi ci va di mezzo sono i civili, anche i bambini. Quindi io credo che questo nel 2022 sia un'assurdità per l'uomo, proprio per l'uomo nella società, perché è assurdo considerare che ci possono addirittura ancora oggi essere delle guerre civili fatte così, di punto in bianco, coinvolgere persone che non c'entrano assolutamente nulla e togliere loro il diritto alla vita. Secondo me questa è un qualcosa che angoscia la società. Nel romanzo ci sono le angosce della società. Io ho detto in precedenza che non è un romanzo non è un romanzo drammatico, non è un romanzo che fa luce sulle ombre, ma chiaramente è un romanzo angosciato dal suo tempo, perché vengono descritte, sì, le angosce, ma vengono descritte con quella buona fede nella conversazione, col fatto che l'angoscia non è drammatica. In un certo qual modo le angosce vengono superate da questi personaggi, e questa è la grandezza che io ho voluto dare, non confusionaria, ma piuttosto loquace a questo tipo di conversazione. Spiego meglio. I romanzi drammatici è come se nel loro tedio non avessero mai risoluzione, non c'è mai una via d'uscita, quindi tu entri nella mente del personaggio, ma in un modo o nell'altro è drammatico, il personaggio non riesce a farcela. Invece io ho voluto che i personaggi risolvessero l'angoscia e la risolvessero in modo collettivo, quindi uno con l'altro si aiutano e stanno in questa biblioteca che appunto anche nella scena del lutto finale è un punto di incontro di tutte queste anime che hanno sofferto ognuno i loro deliri, ma che comunque hanno superato in un certo qual modo l'angoscia. Anche i due personaggi, Emilio e Rossana, sono dei personaggi che cercano delle fuoriuscite all'angoscia della donna, così come dell'essere umano. Quindi tu sei ottimista, in un futuro prossimo venturo praticamente l'individuo, a partire dai due personaggi, risolveranno tutti questi problemi individuali, queste patologie le supereranno, perché poi in effetti tu hai sempre dichiarato che tutti i due personaggi sono patologici. Ovviamente le patologie sono più o meno gravi, però in un certo senso tu sei ottimista, ecco, cioè nel futuro, diciamo, allargato dell'umanità vedi la risoluzione di questi problemi. Allora, non è stato, ecco, stavo appunto pensando al compito dello scrittore. Allora, il compito dello scrittore è diverso rispetto al momento storico che vive. Io credo che oggi il compito dello scrittore, o perlomeno nel mio caso, in cui mi occupo anche della letteratura di Nabokov, non era quello di incoraggiare le perversioni dei personaggi. Non sono tutti patologici, io l'ho detto in modo simpatico, sono personaggi umani che provano sensazioni umane, sono personaggi quotidiani, potrebbero essere ognuno di loro un amico, perché ognuno di noi conosce nella vita una persona che si è suicidata, che voleva suicidarsi, che ha avuto la depressione e il tumore. Quindi sono persone che hanno delle patologie, delle angosce vere, reali, non fantastiche. Però l'andamento della mia scrittura non prevede che io incoraggiassi le perversioni dei personaggi, cosa che per esempio fa Nabokov. Nabokov incoraggia prepotentemente insomma le perversioni dei personaggi, perché soprattutto nei dettagli il fatto che ha scandalizzato è che lui descrivesse tali dettagli nella mente di un pedofilo. Invece io non ho incoraggiato i personaggi nelle loro finestre di angoscia. Io ho cercato in un modo o nell'altro di abbracciarli, come avrebbe fatto una grande sede di cultura. Io ho cercato di non lasciare loro delle macchie, ma di liberarli dall'angoscia.
perché non volevo che assumessero il peso del drammatico del vivere. Non lo so se è un'esortazione esistenziale. Ho capito, Angelo, che cosa mi hai chiesto. Sì. Non lo so se può essere un'esortazione esistenziale, ma ha un andamento di esortazione positiva, questo sì. Esorta alla liberazione dalle angosce, non all'abbandono di esse. I personaggi non si abbandonano all'angoscia. Tutti comunque hanno un risveglio, o per causa di terzi o che deriva dalla loro natura, sono tutti caratterizzati da un risveglio possibile, cosa che per esempio in Nabokov non accade. Spesso il punto d'arrivo di Nabokov non è altro che sarcastico, non è altro che una risata, perché comunque non arrivano a un punto di risveglio i personaggi. Invece i miei personaggi, perlomeno in questo romanzo, sono dei personaggi che si risvegliano. Vuoi che per esempio Olga ha un risveglio noir, in un certo qual modo. Lei anche nella morte ha un risveglio che comunque ha del macabro, però si risveglia, la sua anima è viva. Diversamente appunto da alcuni romanzi di Nabokov in cui i personaggi ritornano comunque a una situazione iniziale. Ma infatti tu concludi il romanzo con una domanda. E secondo me si risponderebbe sì, perché potrebbe essere interpretazione che la nipotina cioè nulla è andato perso. Tutto si È è questo che realizzato, volevo come ho detto. caratterizzare, perché io Ecco. proprio nella nipote, perché è proprio il tramandare della famiglia. Quindi Certo. di solito l'epilogo di un romanzo può essere o ritornare allo stato precedente o comunque finire la narrazione così con la svolta dei personaggi, oppure creare una dipendenza futura. Io ho cercato di abbandonare il lettore dolcemente così come avevo cominciato, perché il romanzo è questo. È un sogno, è una fiaba contemporanea. Quindi le fiabe quando iniziano hanno la loro emanazione e poi si concludono. E così la nipote è interessata a questo ritorno futuro della fiaba. In questo ecco c'è ancora l'incoraggiamento verso lo sviluppo di una visuale, verso lo sviluppo di anche se vogliamo di una dipendenza della mia scrittura. Io volevo che il lettore diventasse dipendente e quindi la nipote è anche questo tipo Certo. di simbolismo. Certo. Anche se non sarà mai più Olga. Olga è un personaggio... Questo chi può dirlo? Tu l'hai sottolineato. Questo chi può dirlo? Potrebbe darsi che la nipote in effetti poi diventa tal non quale si è presentata come hai presentato, non l'hai presentata come hai presentato Olga alla sua età. Ma potrebbe avere delle altre perversioni, invece di vedere Emilio Attendiamo, attendiamo. Sì, invece di Emilio, no, Emilio non farlo sparire, ti prego, io ne sono innamorata. Potrebbe ritornare addirittura Emilio. Quindi... Certo, infatti sono andati a confabulare nella soffitta lui e Rossana, no? Sì, loro non aspettavano altro. Appunto. Loro decorano la vita di Olga. Olga quando sta certo. così, anche dopo il matrimonio, sta tranquilla se li vede così presentati nell'ufficio. Sì, lei li vede, compaiono da quando è giovane. È adorabile la figura di Emilio. Non so come ti sia venuta, veramente complimenti. È unica, è straordinaria davvero. Ma lui è un orologiaio. Un orologiaio, certo. Sapeva il fatto suo. Il tempo. Lui costruiva orologi, ma costruiva orologi con la passione per la pittura. Quindi lui aveva la meticolosità di fare ogni orologio associandolo a un quadro. Certo. Ecco, appunto, ci ho messo anche il mio amore per l'arte, la passione per l'arte. E in questo sì, è un personaggio che potrebbe sembrare un personaggio pittoresco, proprio uscito da una commedia. In realtà infatti. È un personaggio che ha la sua valenza. Sì, è straordinario. Senti, l'ultima cosa, ecco, sul tratto fantastico, fiabesco, no? Io so che tu sei amante di Auerbach, giusto? Sei un'estimatrice di Auerbach. Molto. Mettiamo così, molto fantasiosamente, che tu abbia un incontro con lui e gli debba presentare Origami, e lo devi fare attraverso il personaggio di Olga. Come lo presenteresti Olga ad Auerbach?
Come la presenteresti? Allora, sì, in effetti io amo molto Auerbach, ma da tanti anni. Poi ho scoperto che il professor Mazzoni ha curato anche la prefazione a un saggio che uscirà, perché io seguo anche l'Università di Siena, quindi questo non vuole essere chiaramente una provocazione, ci mancherebbe. Io l'ho detto che sono filaccademica, non vado contro le accademie. Nel momento in cui le accademie hanno tanto da offrire ai ragazzi, io apprezzo il professor Pellini, quindi da lì apprezzo l'università. Allora, sì, in effetti Auerbach a me piace molto perché lui ha questa particolare attenzione verso i temi che hanno a che fare anche e soprattutto la cristianità. E questo mi ha molto commossa e ancora continua a commuovermi. Comunque lui ha un'attenzione particolare anche per Vico, il rapporto a Descartes. Lui è veramente, secondo me, uno dei pochi critici che resta ispirato. Io quando ho letto la prima volta Mimesis, mi sono emozionata molto, soprattutto nel capitolo che riguarda Virginia Woolf. E sì, reputo che in un dialogo ideale probabilmente Olga avrebbe bisogno della letteratura di Auerbach, ne avrebbe bisogno come ne avrebbero bisogno tante persone per non sbagliare. Perché ecco, il compito di un critico è giusto che sia quello di includere sempre, a tutti i costi, però è anche giusto quello di essere un uomo retto nella società. Quindi magari Auerbach ha dato questa opportunità ai suoi lettori di capire come poter essere retto, come poter essere migliore nella società, perché ecco, lui spesso mette in dubbio, confuta delle teorie che venivano magari date per vere. Invece questo lo fanno in molti, ma in Auerbach il tentativo è talmente originale che deve essere apprezzato oppure odiato a prescindere. Ecco che Auerbach, la lettura di Auerbach può aiutare a diventare dei critici migliori, laddove critici migliori sta appunto nell'includere senza fare del male, nel fare il proprio dovere in modo retto senza ferire. Ecco, anche i testi biblici, gli esempi della Bibbia, così come gli studi che lui ha fatto su Dante, sono esempi affinché l'uomo diventi più buono con la cultura, non più cattivo, perché la cultura e il buonsenso dalla bontà dell'essere umano. I migliori, anche chi non ha creduto, perché noi parliamo anche di Russell, il matematico, cugino, non credeva, se non mi voglio sbagliare, ma non mi sbaglio. Sì, sì. Non mi sbaglio perché questo l'ho studiato bene. Ora questo mi è venuto il senso di familiarità. Bertrand Russell. Sì, il senso di familiarità che dà la letteratura. Io ho letto il matematico al liceo perché avevo una professoressa al liceo che era una matematica, laureata in matematica, era molto appassionata rispetto proprio ai teoremi della matematica classica, quali Fermat o altri tipi di teoremi. Io ho letto proprio un libro di prosa del cugino di Peter. Sì. E appunto il fatto è questo: la matematica degli esseri umani, la matematica dell'esistenza consiste appunto in questo, nel riuscire ad essere sempre migliori, non peggiori. Nessuno diventa peggiore il giorno dopo rispetto al giorno prima. Io credo nella scienza e anche nella scienza critica perché dà agli uomini la possibilità di essere migliori, non peggiori. Nessun intellettuale, nessun liberale, nessun diplomatico si sognerebbe di essere peggiore il giorno dopo rispetto al giorno prima. Peggiorare significa creare guerre e non è dell'umano, è dell'umano essere migliori il giorno dopo rispetto a quello prima, perché il cervello con la cultura si allena ad essere migliori. E la lezione di Auerbach è anche questa, la fusione che lui fa dei testi considerati sacri, soprattutto per i cristiani, e di quelli invece che sono filosofici, che hanno veramente delle estrazioni diverse anche di Dante. La fusione di tali principi e la considerazione di questi mondi, secondo me, è una forza per l'umanità, è una forza perché ti dà più opportunità di essere più buono,
più buono. Ci sono alcuni filosofi che veramente fanno arrabbiare, per esempio, non hanno questa inclusività così dettata da immagini belle, perché in un modo o nell'altro la Bibbia è fatta anche da immagini profondamente belle, non profondamente moralistiche, ma proprio belle, belle su cui soffermarsi, che appassionano l'anima. Ci sono dei filosofi che non hanno trattato di questo genere di pensiero, che magari muovono l'uomo verso una rimescolazione di intenti, per cui lo spingono più a una cattiveria di fondo. Ci sono alcuni filosofi che hanno una filosofia più cattiva. Invece Auerbach, secondo me, è uno di quei filosofi che io considero buono, che considero nutritivo, o perché vuoi che io amo molto i temi anche cristiani, quindi lo ritengo uno dei maggiori critici di cui io mi debba interessare da cristiana. Però anche una persona che professa di non credere in Gesù, rileggendo Auerbach, magari prima di andare a dormire, si rende conto che il giorno dopo vuole essere migliore del giorno prima. E questo esperimento potrebbero fare anche tutti i potenti della Terra, leggendo Auerbach. Io direi questo, ai potenti della Terra: leggete più Auerbach, perché leggendo Auerbach il giorno dopo siete migliori del giorno prima. Mi piace. Senti, facciamo un esperimento e poi concludiamo. Allora, l'ultima scena di Origami la rappresenti con un quadro famoso. Quale quadro? Ah, vabbè, io direi sicuramente Matisse, i Fauve, sicuramente, perché io sono molto amante dei Fauve. Venivano considerati belve, bestie. In realtà loro erano capaci appunto di estrapolare nel linguaggio pittorico, in questo linguaggio pittorico molto libero, con questa pennellata molto violenta, tempestosa, quella che era la natura più impulsiva dell'umano. Quindi in un certo qual modo non è, secondo me, una pittura accademica quella di Origami, non finisce con una pittura accademica, non è ad esempio un dipinto proprio dei re o delle regine nei vari secoli, non è un ritratto imperante, non è un ritratto di Napoleone, non è un ritratto, non potrebbe essere un'opera di Artemisia Gentileschi, non potrebbe essere uno dei dettagli del Caravaggio. No, io credo che sia legato tutto a un senso più pulsionale, perché soprattutto come finisce, il modo in cui finisce, ridando questo destino alla nipote, è un modo proprio dell'espressionismo. Del modo che ha l'uomo appunto di esprimersi, del modo lirico che ha di esprimersi. Infatti anche invece a me mi riporta Gli intrecci di Basquiat, un quadro di Basquiat che praticamente, tu sai, è stato uno degli esponenti, insomma, in America, molto, diciamo, molto famoso, solo che ha avuto appunto una vita un po', tra virgolette, sregolata, è morto, diciamo, con overdose, però si esprimeva appunto attraverso degli intrecci della vita che lui poi diciamo, manifestava nelle sue opere. E questo mi riporta insomma un po' al tuo romanzo, i vari intrecci, le varie come devo dire, saliscendi, le varie curvature, le varie impennate, le digressioni, sì. Esatto, mi ricorda un po' Sì, sì. Invece mi ricorda, io sapete come potrei finire? Cioè l'ultima immagine, sì. Ora mi avete fatto pensare, una grandissima tela, quelle gigantesche tele di Titina Maselli, che insieme a Carla Accardi è stata la pittrice per eccellenza del Novecento, anche perché Titina Maselli, molisana come me, è nata saranno 20 metri da casa dove sono nata io. Sì, io voglio far vedere solo delle opere sue. Una donna straordinaria, queste grandi tele, perché lei è stata una donna innovativa.
per me questa, sai che cos'è? Questa grande Questa città potrebbe essere proprio Itacque. bellissimo questo ritratto, non so se si vede. Sì, a parte che lei era una donna bellissima, Sì. anche minuta, piccolina, ma amica di Andy Warhol, una donna che negli anni 40, moglie di Toti Scialoia, insomma, voglio dire, le avanguardie, eccetera, eccetera, ma questa donna così volitiva, così, diciamo, anche ignorata fin troppo. Però non è detto, perché può darsi che un giorno realizzeremo un premio letterario e di pittura per lei. Sì, io ho in definitiva pensato, io ho dedicato una prima stesura di un percorso allegorico tra dipinti a Melania Mazzucco, anche per, in un modo o nell'altro, per omaggiare, come ci vuole, il premio Strega, in modo sempre del tutto gentile, senza prevaricazione, senza prepotenza, no, con gentilezza. E ne ho avuto piacere. Però mi voglio anche promettere di parlare in futuro di altri dipinti, magari in una seconda sede, e quindi se avete piacere parlerò anche di questi due pittori, di questi due personaggi, e magari creeremo storia ancora. Sarebbe una cosa bellissima, perché avrei anche delle testimonianze private su Titina Maselli. Ah, sì, e quindi anche un'esperienza che è stata bloccata un po' sul nascere, perché per ragioni politiche, tra virgolette, legate a un comune che stava cambiando giunta, eccetera, e avevamo già preparato, io e Angelo Gocozza, un piano, diciamo un bando di concorso importante. Pensa, nel giro di pochissimo tempo avevamo fatto concorso di poesia, narrativa e pittura, avevano risposto 149 pittori che sarebbero venuti ad esporre nel piccolo paese di Pescolanciano, dove lei è nata, perché io sono nata in casa di mia nonna a Pescolanciano, in provincia di Isernia, ed è sepolta accanto alla tomba di mio nonno, lei, nella cappella di famiglia. bellissimo. Tra l'altro, quindi, posso dire di questo aneddoto? Lei, scusami, sorella di Citto Maselli, il grande Citto Maselli, che abbiamo conosciuto durante la deposizione della lapide nella casa proprio limitrofa alla casa di mia nonna, e che io questo l'ho scoperto in età adulta, perché io bambina magari l'ho anche incontrata Titina Maselli. Lei è morta a 84 anni, e quindi, ma questa è grande, è una donna di un intellettuale, insomma, ma poi da famiglie intellettuali che comunque si erano trasferite a Roma, e di lì salotti culturali. Tu devi pensare che Citto Maselli è stato battezzato da Luigi Pirandello. Sì, voglio dire, Citto Maselli è vivo e vegeto novantenne. Sì. Perdonami, posso fare riferimento all'aneddoto di Peter Russell? Ci tenevo. Quello della morte della giacca. Sì. È troppo personale? No, se vuoi evitiamo. Prego, no, allora io so di un aneddoto e volevo anche riflettere in chiusura, ma per bene, sul senso del premio che tu gestisci, che è una cosa abbastanza seria, perché di voci ne circolano tante, però non tutti hanno vissuto Peter fino alla morte. Tutti sanno che è stato candidato al Nobel, ma nessuno sa che lui ha rifiutato questa candidatura. No, lui ha ritirato la candidatura. Sì, quindi lui c'è un'aura di mitologia che però non è accompagnata delle fonti, quindi siccome so che la tua fonte è attendibile. Siamo, insomma, e anche Leonello Rabatti, che insomma siamo stati vicino a lui fino all'ultimo giorno, nel momento più duro della sua vita, negli anni più duri della sua vita, in cui è stato abbandonato. E Peter ha deciso di morire, si è lasciato andare perché non amava più l'umanità. E poi lui era diventato cieco e mi disse un giorno: a cosa mi serve vivere se non posso più vedere gli uccelli che amo? Posso solo ascoltarli, ma non mi basta. Ecco, lui ha la fotografia con la giacca di tuo padre. Sì. La simbologia è importante, questi ritorni sono importanti. La giacca che indossa sulla foto posta sulla lapide, noi avevamo un rapporto privato, personale, bellissimo. Infatti ho anche scritto delle cose su di lui che è anche risaputo. E Angelo era un amico suo personale, abbiamo vissuto le sue debolezze,
Eravamo troppo piccoli per vivere le sue grandezze, anche se lui ce ne ha fatti partecipi. E lui, la conoscenza con Peter che mi ha scelto, perché questa è una cosa che io ho raccontato anche in l'articolo che ti ho spedito, del Poetica, Peter Russell, Poetica di una vita. Quando io trovai mi fu passato il suo indirizzo da amici poeti comuni, gli scrivemmo in tanti, eravamo un gruppo, una ventina di persone, era un cenacolo di poeti, pittori, eccetera. Non risposi a nessuno. Un giorno mi arrivò un biglietto con questa grafia così minuta, eccetera. E io avevo solo scritto: auguri, buon Natale, professore, vorrei insomma conoscere la sua poetica più da vicino, ho saputo che lei vive in Valdarno, eccetera, eccetera, spero di poterla incontrare, sarebbe un'emozione fortissima nella mia vita. E avevo scritto un biglietto cortese, insomma, semplicemente. E un giorno mi arrivò un bigliettino, questa scrittura, questa grafia così minuta, e in cui mi invitava a scrivergli e mi chiedeva delle cose di me, di cosa mi occupassi, quanti anni avessi, di dove ero, di dove fossi, gli studi che avevo compiuto, se studiavo, che insomma della mia vita. Io rimasi anche un po' imbarazzata e aspettavo che i miei amici del cenacolo mi riferissero: ah, mi ha risposto Peter Russell. Sai, io sono stata emozionata per un mese a ricevere insomma una lettera, quasi un biglietto quasi personale, e gli amici del cenacolo non mi dicevano nulla. A che ho scoperto, l'ho tenuto dentro per molti anni. Nel frattempo lui cominciò a scrivermi, a parlarmi di sé, delle sue esigenze personali, delle sue esigenze di uomo, della minuteria degli esseri umani, no? Della necessità della sopravvivenza anche, oltre che la condivisione. Lui aveva dato già per assodato che io fossi interessata alla sua poetica, alla sua parola poetica, alla sua vicenda artistica, e quindi era passato all'umano, alla condivisione dell'umano. Quando ebbi in occasione, dopo 5-6 anni, da questa conoscenza, dove, cioè, dopo 5-6 anni non riuscivo ancora, lui mi invitava, chiamami per nome, io non ci riuscivo. Dopo 5 anni? Dopo 5 anni io ebbi l'occasione fisica di stargli proprio accanto e di sentirmi amata da lui. Cioè, eravamo a un premio letterario e lui cercava di stare con me perché voleva sottrarsi ai politici, alle banalità che si dicono in alcuni premi letterari, che lui frequentava, e quando vinceva andava a ritirare, soprattutto perché se si trattava di pubblicazioni dell'opera che partecipava, perché lui, l'unico suo intento è farsi pubblicare, perché non riusciva economicamente a farlo. Allora si addormentò sulla mia spalla, perché si annoiò che c'era un presidente della regione che stava facendo il discorso, no? Si addormentò letteralmente, Angelo è testimone, sulla mia spalla. In quel frangente dissi: ma Peter, io devo chiederti una cosa, ma come mai mi hai risposto a me sì e agli altri amici no? Lui mi disse: perché ti meravigli? E dissi: no, era un cruccio, anche perché questa cosa mi ha creato imbarazzo, non ho potuto condividere questa gioia della tua risposta perché non sapevo in che modo comportarmi anche con gli altri. Dissi: ti abbiamo mandato un biglietto, cioè ognuno di noi ti aveva mandato un biglietto, però simile, nessuno di noi ti conosceva, quindi non avevamo già rapporti privati. Disse lui: beh, perché tra tutti i biglietti che mi erano arrivati, io, dalle tue parole di cordialità simili agli altri, ero riuscito a capire che tu mi avevi contattato per amore della poesia pura, per amore mio, non perché io rappresentassi la poesia. Tu non volevi niente da me, non avresti mai voluto niente da me. Lui sapeva leggere i cuori a distanza. Sì. La capacità di discernimento deriva anche dal grado culturale, perché quante lingue conosceva Russell? Un centinaio. Ne parlava correntemente 20. Lui era l'unico in Italia, infatti c'è stata un'esperienza al Maurizio Costanzo. Nel 1990 fu invitato Maurizio Costanzo, esiste questa registrazione della puntata. Lui fu chiamato, era l'unico in Italia che era capace di tradurre dal sanscrito in aramaico un documento originale in sanscrito.
quindi lui era l'uomo dalle mille risorse. Lui nel 1964 lasciò Londra per Venezia, dove aveva a Londra la moglie con i figli, e ci pensò a lungo e poi scelse. La moglie non volle seguirlo, aveva una moglie birmana, e non volle seguirlo in Italia perché praticamente si trasferì a Venezia in quanto si era trasferito Ezra Pound, che era il suo maestro, e per il quale con Thomas James Eliot lui era molto amico di Thomas, è stato molto amico di Wista Nauden, di Thomas James Eliot, nonché allievo di Ezra Pound, o anche delle fortunatamente, e le conservo gelosamente, dei documenti privati della loro amicizia, delle testimonianze toccantissime, dei biglietti dell'uomo Pound, prima che decidesse anche di non parlare più. E quando decise di non parlare più, Peter, quando io dicevo, ma tu andavi a casa di Pound ogni giorno per ben 8 anni, fino al 1° novembre del 1972, quando è morto Pound, lui si trasferì a Venezia per amore di Pound, lasciò tutto quello che aveva, anche una libreria, una casa editrice a Londra, e lui stampava una rivista che si chiamava Nine, e era titolare di una libreria, quindi lasciò il lavoro, lasciò gli affetti, si trasferì a Venezia perché doveva stare col suo maestro Pound. E quando io poi chiedevo, ma quando andavi da Pound? Lui aveva deciso di non parlare. Cosa facevate? Guardavamo la laguna. Ci sono non c'era anche dei parole, perché Pound aveva deciso di non parlare più. Qui trascorrevano giornate intere in silenzio ad osservare il mondo e ad osservare se stessi. E lui mi diceva sempre, ho imparato tanto da quei silenzi, molto più di tutte le parole ascoltate per una vita. Comunque lui era un romantico, questo si evidenzia anche nella Catena d'Oro. Queste comunque sì. Poesie sono romantiche. Lui è, dunque, la sua poesia è una poesia che è ecco, come parlavo di te, no? Una sedimentazione di culture millenarie. Lui è uno studioso profondo dell'Islam, lui era un uomo di una cultura, ecco, di una cultura straordinaria, cioè del miracolo che compie, era la testimonianza vivente del miracolo che può compiere la cultura, quella di cui parlavi tu, in un uomo propositivamente buono. Lui aveva combattuto per la corona per l'Inghilterra, scusa, durante la guerra. Ci sono anche dei racconti della figlia, quando lui raccontava ai figli, lui ha avuto poi la seconda moglie americana, Lana, moglie americana, sì. E lui raccontava ai figli di quando ha vissuto la guerra, che ha portato anche un compagno morto sulle spalle. Sì, ma lui ha combattuto in Birmania, dove conobbe la prima moglie, ma lui era un uomo che, al contrario, lui parlava molto, era un uomo molto solare, però comunicava poco. E in vecchiaia, cioè, avrebbe potuto vivere ancora a lungo, però aveva capito, lui era un uomo deluso dall'umanità e scelse di andarsene, sebbene avesse già delle patologie pregresse molto importanti, che comunque si erano acutizzate in seguito anche alla grave indigenza economica in cui è vissuto negli ultimi anni. Il nostro premio nacque anche per questo, e con la sua volontà e con la sua voglia di esserci con noi. Allora, questo suo affetto, sia a me che a Angelo, soprattutto a me, mi imbarazzava, perché io non ho perso mai di vista la grandezza di quest'uomo. Cioè io riuscivo a sentirlo nel mio cuore vicino, però per me lui è stato, prima di tutto era un gran signore, indossava degli abiti logori, ma lui era un gran signore, te ne dimenticavi quando Russell entrava in un ambiente. Se a primo sguardo questa grande capigliatura, un uomo affascinante, era di una bellezza sconvolgente da giovane, questi occhi azzurri così vivaci anche prima di morire, che si commuovevano a chiedere cos'è. C'è un'intervista in cui dice: io mi chiedo ancora, ma cos'è il cielo? Cosa sono le nuvole? Io non lo so. Lui, che era da agnostico, era un devotissimo di Maria. Lui era innamorato di Maria Vergine, della figura di Maria. Aveva studiato tutte le religioni possibili, induismo, buddismo, eccetera. Ho un saggio sull'Islam che è qualcosa di fantastico, di meraviglioso. Tu diresti scritto da un musulmano.
Invece lui era un agnostico, ma era credente, lui credeva nella bellezza, nei sillogismi. Cioè per lui la bellezza, come Ezra Pound, come ti ho detto prima, radice, lo scopo della la parola poetica è ricavare la radice di giustezza della parola e riportarla in superficie. Sì, questo è anche un criterio di una certa poesia pura, i poeti che cercavano la poesia pura. Sì, quello che posso dirti, la mattina che è morto, al suo capezzale c'era Leonello Rabatti. Sì, ho letto anche degli articoli di Leonello. Leonello che è un bravissimo, allora Leonello, bravissimo letterato, insomma lui scrive, sa quello che fa. Però sai qual è stata la misura? Ecco, quello che ha accomunato me e Leonello è stato il capire la misura, la statura di colui che stava di fronte a noi e ritenerci così fortunati come Angelo. A volte ancora sono passati tanti anni e ancora noi non ci rendiamo, ma noi veramente abbiamo avuto questo, siamo stati con il mito. Cioè quella... allora lui era capace di essere, lui era ospitale anche quando non aveva nulla. Lui riuscì, andammo a trovarlo in questa RSA Chiandiscò negli ultimi periodi della sua vita, che lui era già disabile, semicieco, eccetera, e andammo io, mia madre, Angelo, pensa un po', chiamò gli infermieri e disse: c'è un biscottino per le signore, per favore, potete portare un biscottino e un tè per le signore? Cioè, voglio dirti, questo era l'uomo Russell. E lui detestava, lui era di origine irlandese, era molto, ma guarda che ma io ho avuto anche molti rimproveri da Russell. Lui ha smussato molti lati del mio carattere letterario, molte mie, tra virgolette, arroganze, prosopopee, non nel senso, diciamo, proprio classico del termine, ma voglio dire, dal punto di vista letterario, certe arroganze, no? Che magari non te li accorgi, ma mi ha trattato anche molto male. Però è come un padre che cercava di... lui aveva capito, lui mi disse: io ho capito il buono che c'è in te e questo buono deve essere, diciamo, indirizzato, deve essere accompagnato, perché deve essere anche un po' plasmato affinché possa dare il meglio di sé. Comunque ci voleva un bene dell'anima, voleva un bene dell'anima anche a mia madre. Allora era diventato, anche per mio padre, che lo chiamava il caro vecchietto. Cioè Russell, ecco il mito, era un uomo. Angelo, che per esempio era l'aneddoto di Beethoven, Angelo, che girasti, cosa dovresti trovare? Che girasti tutta Napoli, non so per trovare che cosa. Cosa? Bach. Tutte le opere di Bach per organo. Per organo. E poi alcuni tipi di sigari e alcuni tipi di pennini che lui scriveva con la stilografica, che aveva queste manie di cui anche io, Angelo e Leonello con affetto ridevamo, tra virgolette. E quello che non è mai andato via da me è che il rimpianto di non averlo conosciuto quando io ero proprio una ragazza. Però per gli anni che l'ho conosciuto ha cambiato il senso della mia vita, sia artistica che privata. Infatti lo dico sempre, credo, parlo di oltre 25 anni fa, che forse ne sono stata innamorata, se quello è amore. Veramente, è un sentimento che non so definire. Qualcuno lo aveva anche ipotizzato questo, anche ai tempi appena era scomparso. Ho sofferto la sua morte come si può soffrire la perdita del proprio sangue. Cioè, come se perdi copiosamente sangue. Ho avuto dei problemi fisici con la sua morte. E quando ne parlo ancora li avverto come un senso di sperdimento ma sociale, cosa devo dirti? Sociale, ma lo avvertiamo, da quando Peter Russell non c'è più, io e Angelo siamo davvero molto più soli. E quando noi gli chiedemmo come faremo senza di te, io dicevo: non puoi andartene, cercando di trattenerlo, non puoi decidere di lasciarci quando lui non voleva più alimentarsi, eccetera. E lui disse: ma cosa potete fare voi? Dissi: anche perché noi siamo come te, siamo integerrimi, non ci siamo mai piegati alle logiche né di mercato
né politica, eccetera, no? Disse, io perciò vi ho scelto, ci diceva. Vabbè, perché spieghiamolo, il premio è stato comunque preso anche, ha avuto l'attenzione di varie persone che volevano sponsorizzarlo. Certo, però c'erano state proposte dei compromessi a cui noi non avete accettato. né vogliamo né possiamo. Quindi ma è l'unico premio firmato da Peter Russell? Sì, voluto. È proprio voluto e che è iscritto nello statuto del nostro, nello statuto del depositato regolarmente. Nacque questo premio proprio perché non sapevamo più come aiutarlo, ma non noi. Volentieri noi lo avremmo aiutato per tutta la vita economicamente. Non era questo, era perché un uomo come lui Dobbiamo fare anche una trasmissione su questo, una conversazione, perché penso che adesso 2 ore e un quarto. Sì, adesso vabbè, però era doveroso fare un richiamo. Certamente. Comunque l'uomo Peter Russell, certo. Purtroppo c'è, ma quindi è meglio creare un evento che si parli proprio. Pensiamoci comunque. Però ecco, l'evento va fatto anche, secondo me, se puoi, perché so che sono bloccati i diritti, io non me ne intendo, non capisco questo, però su dei documenti che tu hai, Maria Pia. Certo, dei documenti personali, privati. Sì, questi anche se posso dirti, a questo punto ho naturalmente dei documenti che però potrebbero poi compromettere degli equilibri, perché Peter Russell era un uomo, essendo stato un accademico, era un antiaccademico. Lui lui è vissuto in quell'indigenza anche perché non si è piegato mai ai poteri forti e quindi è stato un uomo scomodo. Per cui dico, ci incontreremo e ne parleremo. Tu hai frequentato il nostro premio è frequentato da scrittori e da poeti molto validi. No, perché molti non conoscono proprio l'esistenza, allora non conoscono l'esistenza di Russell, soprattutto le nuove generazioni, non sanno manco che cosa significa. E poi non conoscono proprio l'esistenza del premio, che comunque un qualcosa. Russell ha segnato la nostra letteratura, perché è stato l'unico, ad avere l'ultimo dei grandi diretti. Moderni. Con la sua morte si è chiuso il modernismo. Ma dai documenti si può capire molto anche dal punto di vista filologico di quello che accadeva con Eliot, di quello che accadeva con. Sì, ma poi devi sapere che la sua diciamo la sua poetica è inscindibile dalla sua biografia, come per tutti i grandi. Cioè, lui ha una storia poetica, una storia della sua poetica intimamente connessa con la sua biografia. Lui è stato un frequentatore delle Giubbe Rosse e comunque è stato, non sopportava Quasimodo, per esempio, che lui quando viveva in Inghilterra lo ha ospitato per molto tempo, ma ha conosciuto amico, ti ripeto, Nauden, ma lo stesso Montale, Ungaretti, cioè voglio dire, insomma, non so più che cosa dire, ecco, anche perché quando parlo di lui mi commuovo ancora. Salutiamo tutti coloro che ci stanno seguendo. Io credo che dopo 2 ore, allora io volevo ringraziarti Maria Pia di cuore per il regalo che mi hai fatto, lo vedo un po' come una ricompensa anche non solo ai sacrifici che ho fatto nella vita per scrivere questo romanzo. Peter Russell vi avrebbe stimato e voluto bene. Sembra retorico, però comunque hai capito, Sabatina? Peter Russell, se ti avesse conosciuto, ti avrebbe stimato e ti avrebbe voluto bene. Ti ringrazio. Io ti ho raccontato la cosa che è successa col pennino. Non lo so se la vogliamo rendere pubblica, perché non lo so, potrebbe sembrare che sia un'opera, qualcosa che dico dal punto di vista retorico, un qualcosa che non c'entra niente. Invece no, quando tu mi hai detto per telefono che lui amava questi pennini, io sì, devo proprio dirlo, però comunque avevo visto. Io vado spesso a messa e durante la messa, come a tutti capita di trovare delle cose come le occasioni di Montale, a tutti capita di trovare, per esempio, prendono tutti queste fotografie, prendono tutte le foto e nelle foto che prendono, chiaramente prendono quello che loro vogliono prendere, quello che loro vogliono interpretare, ma sono interpretazioni del tutto personali. Allora, chiaramente se una persona vede delle persone che somigliano ai miei familiari, è qualcosa che accade nella sua mente, nell'espansione della sua mente, nella sua creatività, direbbe Francesco Orlando. È un modo di essere creativi nella società. Però per delle altre persone invece capita che
che accadono delle occasioni, non soprannaturali, ma accadono. Allora io stavo andando a messa e ho visto per terra una mollettina verde. Una Ma ancora non mollettina. avevamo parlato di pennini, No, io avevo visto questa mollettina perché alle volte trovo delle cose anche per strada, però io avevo sentito nella mia testa tipo guarda, non lo so chi me l'ha detto, ma sicuramente non sarà Satana, sarà qualcosa di positivo. O un sesto senso, non lo so dire. Comunque c'era questa mollettina di un verde fosforescente, una mollettina come quella per stendere i panni, ma piccola Sì. piccola. Sì. Poi quando sono tornata per portare il cane giù, che la porto sempre a spasso, e ho trovato un pennino verde, un pennino che ti ho fatto vedere la foto. Io ho fatto la foto perché era strano il modo in cui questa concatenazione di eventi mi aveva portato un atto simile. Io non sono una medium, però credo che esistano delle forze, ecco Auerbach, Delle energie. sì, credo che esistano delle forze positive e credo che la storia della letteratura valga anche molto per i simboli. Ad esempio, se io amo un poeta e gli regalo una cosa, quel regalo diventa simbolo. Anche la Bibbia è simbolo, Auerbach lo spiega, tutto è simbolo, ma ad un simbolo viene associata un'energia, a quell'energia una trama. Ecco, quando ho visto il pennino e te l'ho dato, io ho detto, caspita, probabilmente veramente era Peter Russell, era qualcosa per dire a Maria Pia che stava facendo un qualcosa di meraviglioso. Ed Ecco, io sono senza cose... saperlo, cosa ti dissi? Sicuramente quando tu me ne parlassi, Peter Russell sarà con noi, saremo riuniti. Lui disse, ovunque andiate e dite che io ci sono passato qui, che sono stato nella storia, avete fatto tutto per me, dovete dire agli altri che ci sono stato e che ho amato questa donna meravigliosa, la poesia, che non te la devi prendere. Io che lui interpretava il mio animo quando lo vedevo sofferente, indigente, eccetera, e lui diceva non devi mortificarti, perché la poesia è una donna bellissima che non invecchia mai. Ora io sono un vecchio e prenderà un nuovo amante, prenderò nel pomeriggio come amante un orso, lo dice nelle poesie di Manuela. Sì, Quindi sì. sicuramente lui è con noi. Comunque Quando si tratta di spiriti grazie così per grandi... queste cose No, grazie a te Maria Pia, che ma hai era solo rinnovato. per dire, sono cose non inventate perché ti ho fatto vedere la foto e sono cose di cui io non me ne vanto perché molto spesso accadono, quelle sono croci, ma nella croce c'è la salvezza. Io sono convinta che la salvezza sia Certo. nella croce perché ho fatto poi dei vari corsi, ho studiato, a parte Auerbach, però nella croce c'è la salvezza e quello Certo. che porta alla croce la verità, la cruda verità di noi stessi porta alla salvezza, non tanto l'invenzione o la montatura, quello no. Allora, al giorno d'oggi la celebrità si raggiunge con poco, anche dal punto di vista letterario, ma dura poco, non ha a che fare con la salvezza. La salvezza Certo. è qualcosa che parte veramente da delle manifestazioni anche non soprannaturali, ma che comunque non sono connaturate ai cinque sensi. L'uomo ha anche un altro senso che riguarda vibrazioni, sensazioni che vengono dalla potenza del suo pensiero e in quest'altro senso, in questo senso nuovo si sviluppa la letteratura, In l'energia questo letteraria, sesto senso che lo anche settimo se sviluppiamo, vogliamo dire. anche settimo. Sì, in questa che non sono per esempio Nabokov soffriva di sinestesie, quello che noi vediamo, lui lo soffriva. Lui soffriva, lui a parte che soffriva, che non distingueva bene i colori, però Sì, lui era pure sinesteta, quindi lui associava a delle cose su piani diversi. sì. Questo può accadere in un settimo senso, sono tutte cose che accadono nei grandi e io non mi precludo a questo tipo di realtà. Certo, non la vado a scavare perché non sono una medium e non mi è consentito, non lo farei mai. Queste cose strane, no, non apro porte che non mi sono consentite. Nella ragione però credo che esista un senso altro, una realtà altra, perché siamo pensiero, questa è l'anima. L'anima senza pensiero è niente. Quindi, Comunque per comincio a questo sentirti male. Comincio a sentirti male, credo che pure la diretta si sia detto avete sforato troppo i tempi. Adesso, vabbè, ma era pure doveroso, era chiaro e si doveva fare così. Io vi ringrazio Comunque ne ancora. riparleremo, Ne Sì, e riparleremo di questa è quelle un'occasione di promessa perché vale la pena, vale la pena. certamente. Anche per fare informazione, ripeto, Maria Pia, che non molti conoscono la verità di Peter Russell e della sua vita, di tutto quello Certo. che ha fatto per tutti. Allora, io vi ringrazio, grazie Angelo delle tue domande
profonde, grazie di aver letto 3 volte il romanzo, grazie Maria Pia di aver parlato così. Grazie della pazienza di Angelo. È stato veramente vedo che una siete bellissima delle ottime sensitive. Comunque grazie mille. Percepito il mio pensiero. Siamo telepatiche. No, avevo visto la tua faccia. Ma valeva la pena, insomma, aumentare un po' il discorso. Grazie mille. Grazie a te, è stata una Sabatina. bellissima serata Grazie e grazie buona serata a voi. di aver fatto questo regalo un po' a tutti. Un In vero bocca al lupo regalo, per ogni cosa e a risentirci Crepi. prestissimo. Crepi. Buona serata, grazie. Ciao. Ciao. Arrivederci.